molto importante per noi perché corona questa presentazione così esaustiva, direi così complessa, della figura di Luigi Di Gianni, che è stata illustrata in maniera anche estremamente efficace anche attraverso questi due ultimi film, il primo che lo riguarda e il secondo su di lui, di Francesco De Medis, autore che è presente fra noi e di cui poi sicuramente parlerà. Una figura importante, complessa, importante per il cinema, per il documentarismo, per l'antropologia, malgrado tutti i distinguo che Luigi Di Gianni ha fatto in occasione di questo film, chiamiamolo Confessione. Ed è quindi una situazione estremamente stimolante in cui abbiamo radunato nell'ambito appunto dell'attività dell'ISERE, Rossella Ragazzi con il mio aiuto, una platea di studiosi, di conservatori, di autori che hanno avuto un rapporto appunto diretto e importante col lavoro di Di Gianni. Cederei quindi adesso la parola a Rossella Ragazzi che coordina con me questo incontro e che ha un rapporto, si può dire anche quasi di filiazione diretta con il lavoro di Luigi Di Gianni, come lei stessa credo vorrà spiegare a suo tempo. Quindi la saluto e la invito a intervenire. Prego Rossella, grazie. Grazie Felice, vi ringrazio tutti per essere qui convitati a questa tavola, direi ovale, perché siamo tanti e me ne rallegro perché sarà ricco e sarà anche, penso, commovente ricevere così tante voci da tanti punti di vista e da tante expertise, e soprattutto dopo questo film molto toccante e anche molto poetico realizzato da Francesco De Melis, che mostra proprio una relazione molto particolare non solo di ammirazione e di amicizia, ma anche proprio di collaborazione, io direi quasi quotidiana, con Luigi Di Gianni nei suoi ultimi anni. E comunque Francesco ne parlerà lui in prima persona ben presto. Io ho avuto l'occasione di scrivere un testo relativamente lungo nel catalogo del Festival di Israel, che ringrazio insieme all'ISRE per avermi dato questo incarico, e ringrazio in particolare Alessandro Stellino per avermi invitata insieme a Ignazio Figus e Felice Tiragallo per avermi affiancato in questa tavola rotonda. In particolare ringrazio Lucio Di Gianni che si è dimostrato generosissimo nell'orientarmi e ispirarmi allorché ho rivisitato alcuni temi ricorrenti della carriera del padre. Come studiosa di cinema documentario ed etnografico e come ex allieva di Luigi Di Gianni ho voluto contribuire alla rivisitazione di alcuni aspetti della sua opera e ho provato a gettare una luce di taglio sulla sua avventura intellettuale con l'intensità che a lui faceva piacere. Io parlerò alla fine, se ci sarà tempo, come spero, dell'aspetto di Luigi Di Gianni come insegnante, e adesso io lascerei invece la parola a Felice per introdurre il primo intervento di Lucio Di Gianni. Benissimo, benissimo, grazie Rossella. Il primo intervento è un intervento di straordinaria importanza per tanti motivi, ma direi soprattutto per il fatto che si tratta appunto di Lucio Di Gianni, il figlio del grande cineasta, egli stesso un autore, un regista, ed è presidente onorario del costituendo Centro Studi Luigi Di Gianni. È a lui che cedo con grande piacere la parola. Grazie. Grazie Felice, grazie a tutti per l'intervento e soprattutto per le attenzioni che dedicate a mio padre. Io non sono molto bravo come lui nel manifestarmi pubblicamente, lui era molto più bravo di me in tante cose, lasciamo da parte l'aspetto realizzativo e registico. Ho segnato dei punti e un po' li seguirò, un po' andrò a braccio, mi perdonerete per questa diciamo non perfetta enunciazione. Comunque, più che dell'opera di Luigi Di Gianni, io ci sono sicuramente persone molto più titolate di me a farlo. Io vorrei parlare invece di mio padre, equamente dividendo equamente la sua figura fra artista e uomo. È agevolato forse da una conoscenza matura
che ho avuto di lui. Mi spiego meglio. In genere, quando il rapporto fra padre e Scusa, figlio... scusa un attimo Lucio, vorrei chiedere cortesemente a tutti i presenti, a parte Lucio, di spegnere momentaneamente il loro microfono perché ci sono dei rumori di Niente. disturbo sottofondo. Sì. Se possono gentilmente spegnere il microfono per ora, vi ringrazio. Prego, prego Lucio. Allora, in genere un rapporto padre-figlio è ab origine, cioè ci si abitua a vivere insieme, quindi a una frequentazione costante e anche una condivisione costante dei pensieri, delle idee che quindi piano piano si insinuano. Questo porta anche ad avere del proprio genitore una visione di parte molto caratterizzata dal lato affettivo e della quotidiana frequentazione. Per me invece è stata una conoscenza matura dei suoi 69 anni e dei miei 43. E quindi forse per questo fonda su uno spirito critico più spiccato e più libero. Una conoscenza matura che da una parte, ma dall'altra anche un'importante trasmissione genetica. Questo è un fatto stranissimo perché praticamente io fin da piccolissimo mi sono state così individuate delle, come dire, fin dai primi anni mi sono state individuate delle manifestazioni che erano anche sue. Questo ovviamente a giudizio di chi entrambi ci conosceva. Quindi gesti comuni, espressioni comuni e poi col passare degli anni anche modalità esistenziali comuni, gusti e visioni comuni. Questa conoscenza matura di lui, peraltro, oltre a farmi conoscere più liberamente lui, come dicevo, è servita anche a farmi prendere maggiore consapevolezza di me stesso attraverso l'osservazione critica delle affinità, da una parte, ma dall'altra anche delle immancabili diversità, perché tutti sappiamo che non esistono cose uguali, tutte le cose sono diverse, così come osservava 2500 anni fa Eraclito quando affermava che in natura non esistono due gocce d'acqua perfettamente uguali. Mio padre, allora, io ne ho capito innanzitutto l'irrefrenabile forza delle passioni, anche al di là di ogni logica e di ogni razionale, che a volte è una brutta parola, buonsenso. A tutto si può resistere, diceva Oscar Wilde, fuorché alle tentazioni. Ecco, è esattamente così. La passione, la tentazione, per esempio, che lo portarono ad abbandonare una tranquilla carriera impiegatizia per tuffarsi nell'incerto e infernale mondo delle immagini. Il terzo amore dopo la filosofia e la musica. Ma anche il più longevo, il cinema, una malattia dalla quale bisogna difendersi, così lo definiva spesso. Ma lui non seppe difendersi fino alla fine. E così il centro sperimentale, il concorso dei 40 immortali in Rai, alla ricerca di quel suo cinema da fare, ma il cinema di finzione, sulle orme di Signor Di Gianni, Gramsci. Sì, deve avvicinare il microfono alla bocca, è troppo lontano, grazie. Se no lontano. non la sentono bene. Noi la Mi sentiamo sento bene, ma adesso? sì, un po' meglio. Ok. Devo Scusi. forse abbassare il mio audio. Si abbassi il suo audio e si avvicina il microfono il più possibile. Grazie. E così, vabbè, proviamo. Quindi stavo parlando appunto del suo centro sperimentale, del concorso in Rai alla ricerca di questo cinema da fare, ma il cinema di finzione, il cinema di Dreyer soprattutto, di Murnau, dell'espressionismo tedesco, il cinema dei suoi amati mostri, Boris Karloff, più che le appetite dive del tempo. Il cinema classico, in ogni caso, quello che ha costituito da sempre e per sempre il suo parametro operativo e che ha rinsaldato sempre più negli anni il suo rapporto, il suo attaccamento alla Cineteca di Bologna e al Festival del Cinema Ritrovato. E qui un saluto ad Andrea, ovviamente.
Però il cinema classico, nella sua ottica, non era relegabile a un periodo storico e basta, era piuttosto una visione. Cioè si può fare, diceva, dell'ottimo cinema anche oggi, però sempre tenendo ben presente il passato, Questa era un po' la sua visione. Il cinema da fare, però, lo portò ovviamente a scontrarsi con un problema finanziario e produttivo. C'è una differenza fra le arti, tutte le arti sono bellissime, però se io devo scrivere la musica, la scrivo ed è musica. Se devo scrivere una poesia, la scrivo ed è poesia. Addirittura se devo dipingere un quadro, sì, avrò il costo dei pennelli, della tela, dei colori, ma sono costi irrisori e quello che dipingo è pittura. In questi casi, cioè il problema economico si pone in un momento successivo, quando si tratta di pubblicare. Per il cinema no, non si può neanche iniziare a farlo senza soldi. Adesso è più semplice, però in passato era impossibile realizzare qualcosa senza soldi. Adesso abbiamo i telefonini, abbiamo tanti strumenti tecnologici, ma stiamo parlando degli anni 50, quando non c'era ancora la televisione, muoveva i primi passi ed era praticamente impossibile. All'inizio non aveva nessuna intenzione di fare documentari, un genere che anzi ai tempi del centro sperimentale lo annoiava moltissimo. Diciamo che il documentario fu un ripiego. L'idea gli venne leggendo nel 1958 un trafiletto su un giornale dove si parlava di una spedizione scientifica capeggiata da Ernesto De Martino sulle sopravvivenze magiche in Basilicata. E la cosa gli procurò un risveglio, un risveglio dei suoi 9 anni, quando insieme ai genitori andò nella terra di suo padre, la Basilicata appunto. Chiedo scusa. Nacque così Magia Lucana, in cui mise insieme il documentario e la finzione. In che senso? Facendo interpretare, cioè alle persone del luogo, la loro vita, quella delle loro tradizioni. Così nacque anche una profonda amicizia con De Martino, che lo capì subito perché gli disse: tu non sei alla ricerca di cose normali, di media portata, tu hai bisogno di situazioni al limite. De Martino capì anche che per lui l'antropologia era uno spunto, che non era animato da furore scientifico, ma la cosa non gli diede fastidio. D'altra parte, mio padre, anche in seguito, manifestò sempre una certa riluttanza ad appartenere a un gruppo, di qualunque natura esso fosse. L'intuizione, la passione, la tentazione, queste erano la sua molla. Poi certo studiava, approfondiva, ma sempre nel rispetto di quel suo originario moto dell'anima che difficilmente abbandonava. Una rigorosa fedeltà a se stesso e alla sua personalissima creatività, che lo portarono lontano dai grandi movimenti produttivi, i quali, proiettati verso il guadagno, ma anche nel bisogno di reperire fondi da investire, percorrevano itinerari molto più accessibili al grande pubblico, quelli commerciali. Una volta ricordo che gli dissi: ma scusa, non ti potevi inventare il burro pure tu? Battute e citazioni a parte, l'inevitabile conseguenza fu di dover rinunciare nel tempo a progetti ai quali aveva dedicato gran parte di sé. A partire, per esempio, ne citerò pochissimi e poi chiudo perché non voglio rubare ovviamente più tempo alla riunione. A partire dal caso Cannarozzo, nella metà degli anni 50. Chi era Cannarozzo? Era un maresciallo della Guardia di Finanza, della Finanza,
che viveva con la moglie e le sue 2 figlie in un seminterrato buio e soffocante. Per anni aveva chiesto una casa vivibile, una casa dove ci fosse luce, ci fosse aria per le sue figlie, e non l'aveva mai ottenuta. A un certo punto impazzì, si mise in alta uniforme, si procurò un certo numero di bombe e le fece esplodere nel più affollato cinema di Ancona, provocando ovviamente una strage. Poi si suicidò. Ovviamente a Luigi non interessava il caso di cronaca, non lo stimolava il pedinamento, che è tipico della cronaca, così la definiva. A lui piaceva indagare l'uomo, il mostro in pectore, che nel suo soccombente confronto col mondo e col potere diventa un mostro reale, diventa più mostro. Altro progetto rimasto su centinaia e centinaia di pagine di sceneggiatura fu Il Castello, dall'omonimo romanzo di un altro suo inamovibile amore, Franz Kafka. Incominciò a lavorarci dopo aver realizzato nel 78 per Rai 2 Il Processo. C'è un brano del Castello in cui il povero agrimensore K, dopo averle tentate tutte, aver inseguito per terre e locande uno dei signori, i signori del castello con i quali doveva confrontarsi, quando finalmente uno di loro si presenta nella sua camera, finalmente disposto ad ascoltarlo, a parlare con lui, ebbene il nostro agrimensore giace nel suo letto addormentato, sfinito, preda di una resa ormai irreversibile. Una sorta di vite parallele, no? Anche questa opera, queste centinaia e centinaia di pagine di sceneggiatura sono rimaste lì, perché sono cambiati gli elementi, perché sono cambiate le dinamiche nella RAI, e comunque un progetto mai più portato a termine. Un altro progetto era Il Principe dei Musici, ispirato alla vita di Carlo Gesualdo, che visse nella seconda metà del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Era un eccesso madrigalista, una vita assorbita dall'amore per l'arte, che non riuscì però a riservare un adeguato spazio anche ad altri 2 amori pure fondamentali, quello del figlio e della bellissima moglie. Una vita destinata alla tragedia. Anche qui, dunque, un'indagine sull'uomo e sulle forze contrastanti che spesso ne segnano la vita. Una storia nella quale, dalla mia posizione privilegiata di osservatore maturo, mi è parso di intravedere anche tratti di autobiografismo. Mi sono un po' sentito coinvolto, chissà. Infine, un documentario al quale ha lavorato nell'ultimo periodo, La Napoli del Silenzio, già parzialmente finanziato dalla Campania Film Commission. Un viaggio nella Napoli meno conosciuta e rumorosa, quella degli anfratti e degli ipogei, attraverso un percorso che si sarebbe snodato da Vico Sedil Capuano, dove Luigi nacque nel 1926, il 20 ottobre del 1926, attraverso i luoghi a lui più cari di Napoli, dall'Albergo dei Poveri, dove girò alcune scene del tempo dell'inizio, alla dimora appunto di Carlo Gesualdo. Pochi giorni prima della sua morte tenemmo una riunione con il produttore, alcuni suoi stretti collaboratori, e in questa riunione furono evidenziate da Luigi le linee guida e anche le location, si scelsero le location. Dopo la sua dipartita abbiamo pensato di portare comunque a compimento questo progetto, chiedendogli scusa se non fossimo riusciti a farlo come diceva lui. Però, come dire, era una sorta di omaggio, anche perché sembra tanto un testamento postumo.
dovevamo iniziare le riprese nel giugno dell'anno scorso, ma poi il Covid ha bloccato tutto, adesso ci sarà da riprendere tutto quanto in mano se le cose andranno meglio. Ci terrei a realizzarlo, perché appunto è forse un ultimo messaggio, e forse spinti dalla fiducia che il suo senso dell'oltre, che sempre lo aveva guidato nella vita, possa fare da guida anche a noi, e anche fedeli alle parole di Friedrich Hölderlin, che Luigi aveva adottato a emblema della sua esistenza. Un Dio è l'uomo quando sogna, un mendicante quando pensa. Grazie a tutti. Benissimo, grazie. Grazie a Lucio Di Gianni per questa, come dire, complessa, profonda testimonianza e, come dire, e visione del lavoro del padre, ma anche si tratta, come dire, di un'incursione, sia pure breve, all'interno appunto di un lascito, di una filosofia, di un'idea complessiva che forse si sintetizza bene in questo senso dell'oltre, in questa capacità di costruire visioni che rendono appunto l'essere umano, il cineasta, l'artista capace di produrre immagini e capace di affidare a queste immagini, insomma, il senso complessivo della sua esperienza di vita. Quindi grazie ancora. L'intervento che segue è un intervento che si collega direttamente, direi, a questa visione così da vicino dell'esperienza di Luigi Di Gianni, ed è dovuta appunto all'autore della bellissima testimonianza filmata, del bellissimo film che abbiamo visto poc'anzi e che ha restituito, come dire, attraverso la parola appunto di Gianni, come dire, un senso performativo così importante appunto anche in questo caso della sua vita e della sua traiettoria complessiva di cineasta, ma di studioso di essere umano. Cedo la parola a Francesco De Melis, che presento. Francesco De Melis è compositore, antropologo della musica, produttore, fotografo, cineasta, etnologo. Francesco svolge da anni ricerca sulla musica tradizionale ed iconografia dei suoni e sulla teoria e la prassi del film etnomusicologico. Francesco De Melis ha firmato la regia di numerosi film scientifici sulla musica e la danza tradizionale italiana e ha promosso il restauro di numerosi classici del cinema etnografico italiano. Il suo film Laguna è stato presentato come evento speciale al Festival del Cinema di Venezia. Caro Francesco, ti cedo molto volentieri la parola, benvenuto, grazie. Grazie infinite, grazie, è veramente un grande onore per me poter lasciare questa testimonianza, dopo la visione soprattutto del film Amore per i vinti. Ricordo le parole di Luigi. Stai prendendo un sacco di appunti, ma il film su di me, quando inizi a girarlo? Questa domanda che Luigi ogni tanto mi faceva durante le riprese per il documentario a lui dedicato, la dice lunga sul suo cinema e taglia anche un po' corto sul mio. Diciamocelo, lui il filmmaker non l'ha mai capito. Dove sarebbe il film se uno pretende di farlo in quel modo? Eppure questa sua confessione davanti alla telecamera, che risponde al titolo manifesto Amore per i vinti, è girata così. È girata a mano, come suol dirsi, o a spalla, ma anche, se vogliamo, in un senso meno fisico, a braccio. In forma di appunti, dunque, o perlomeno così a lui sembrava. Un sacco di appunti. Ne ho presi tanti, è vero, negli ultimi anni della sua vita. Quelli di Ovindoli sono una parte minimale del corpus, appartengono proprio a un momento preciso dell'iter. Mi ricordo, sì, mi ricordo, diceva Mastroianni. Era un agosto di fuoco a Roma e Luigi un po' smaniava non solo dal caldo. Sognava la frescura d'Abruzzo e continuava a chiedermi una vacanzetta con lui.
Però a differenza di altre volte, come certe scappate a Napoli per le anime purganti, oppure anche veramente per la margherita col pecorino andavamo, in quei giorni lui mi chiedeva questo viaggetto, però io non potevo partire e mi dispiaceva tanto non riuscire a esaudirlo. La frescura d'Abruzzo era vagheggiata di continuo e allora però mi è venuta un'idea. La vacanzetta l'avrei offerta io, ma l'accompagnatore sarebbe stato un nostro amico carissimo, che anche lui frequentava e con cui si confrontava, sia per diciamo, sulle cose tecniche del cinema, ma anche, insomma, diciamo proprio confidarsi anche come amico, ed era il mio operatore. Io ho pensato, loro due per qualche giorno a Ovindoli, proprio per salvarli da quella morsa urbana. E devo dire che quest'idea, devo dire che proprio mai il dilettevole si è dimostrato più utile, perché l'avverarsi di quel sogno, di quel fresco d'Abruzzo, fece scattare proprio una gioia, una voglia di raccontarsi, proprio come di rispecchiarsi davanti all'obiettivo. E quindi una confessione a nudo, senza veli. Ma come avvenne? Avvenne semplicemente, intanto il posto, uno dei suoi luoghi più amati, soprattutto d'estate, dove avrebbe voluto girare, come dice nel film, Le tentazioni di Sant'Antonio. È un posto che risponde al nome di Piani di Pezza, nei pressi di Ovindoli. È una vallata praticamente serena, sotto le montagne. E in questo pianoro così ampio, ma anche nell'attiguo boschetto, Fabrizio Barraco, che ha curato la ripresa e anche il montaggio insieme a me del film, e che è cresciuto alla mia scuola. Fabrizio aveva il compito di mettere in play rec al momento giusto. Ora la mia modalità di ripresa è quella di un cinema del corpo. In questo caso mi viene in mente il titolo di un bellissimo film francese, Corpo a cuore. Cinema del corpo, perché il mio cinema è girato tutto a mano e la mano fa sentire proprio il corpo che filma. Cioè la mano, la camera a mano, le mani filmano le mani anche del corpo che dice. C'è il corpo e c'è il cuore. E in questo farsi proprio del cinema tra le mani. Io giro così. Le mani sono il fulcro della ripresa. Però in questo lavoro c'entrano anche molto col montaggio. Qui entro un pochino, diciamo, in questioni anche di grammatica, di sintassi del cinema che interessavano tantissimo a Luigi, ovviamente, perché le istituzioni di regia le insegnava e quindi c'entrano col montaggio le mani in questo lavoro, perché il montaggio è tutto sull'asse, diciamo, gli esperti di cinema se ne saranno accorti. Cioè un montaggio tutto sull'asse sarebbe tutto vietato, secondo le regole. Cioè gli attacchi di questo film sono sempre tra inquadrature identiche, quindi sono tutti errori, senza però essere errati in questo lavoro, grazie proprio all'intervento salvifico delle mani, perché l'attacco è sempre sul gesto. Il gesto è danza, è musica, l'attacco è sulla musica e quindi i sincroni in questa sintassi di questo film sono decisivi. Quindi sono decisivi in una sintassi che è piena di infrazioni visive. Infrazioni visive certamente che però il film lo fanno palpitare, quindi corpo a cuore tra le mani. Ecco, il mio omaggio a Luigi è fatto così. Ma nello scenario dei Piani di Pezza, che voleva dire avere il compito di mettere in play rec al momento giusto? Voleva dire trovare la pace, trovare la luce calda, trovare il punto tranquillo. È a quel punto che la camera a mano va in respirazione, dico io, cioè in registrazione, l'arsi e la tesi del respiro dell'operatore, del corpo filmante e del corpo filmato, come suol dirsi. Le tematiche le avevamo decise a Roma, tutti insieme, in trattoria veramente. Devo anche... Mi ricordo che in quei giorni Luigi stava un pochino giù e non è che Fabrizio, l'operatore, stesse proprio al massimo neanche lui, quindi si confortarono anche un po' a vicenda in questa specie di vacanza lavoro. Per questo ho detto un momento preciso dell'iter.
iter che era scandito nel corso appunto di queste riprese da vari elementi, compresa proprio anche questa asticella, diciamo, dell'umore. Intendo proprio l'itinerario, il lungo itinerario, durato anni, di questa documentazione audiovisiva, in cui proprio io ho filmato Luigi, l'ho filmato in lungo e in largo. Ecco, quindi l'iter sarebbe tutto quel sacco di appunti, tutto il sacco di appunti che diceva Luigi, dove però, insomma, si può attingere, diciamo, alla sua poetica, ecco. Ma rispetto a questi appunti e rispetto a questi errori di sintassi, diciamo, il cinema di Luigi è veramente tutta un'altra cosa, lo sappiamo, è un cinema che sembra fatto a tavolino, incredibile, nonostante l'estemporaneità dei brevi soggiorni, dei sopralluoghi, no? Questo era il clima, diciamo così, anche produttivo del documentario, delle sue Formule 10, insomma, ecco. La camera nel cinema di Luigi si sente come, però non si sente attraverso il corpo, attraverso i movimenti di macchina si sente, come si dice in gergo, i movimenti di macchina. La macchina segue, anzi direi che proprio esegue le sue traiettorie, che però sono sempre studiate, cioè sono decise prima. Nel cinema di Luigi c'è una orchestrazione. C'è un'orchestrazione di una partitura, cioè c'è un disegno che è pieno proprio di corrispondenze, di architetture, c'è uno studio di angolature, delle postazioni, delle distanze, c'è un contrappunto, certo, in cui proprio si sentono moltissimo le regole del cinema, si sentono proprio, io mi riferivo alle istituzioni di regia, alle sue lezioni, il suo insegnamento, si sente proprio nel suo cinema. La macchina era proprio macchina anche nel lessico di Luigi. Luigi non ha mai detto cinecamera, la chiamava macchina, la macchina da presa, e con la macchina la realtà proprio la catturava, la prendeva da documentarista però per trattarla in forma appunto espressiva, di un'espressività diciamo addirittura occulta, come racconta nel film, da poeta insomma, proprio la racconta proprio in Amore per i vinti. L'attrazione per il fatale, diciamo, per l'occulto, per il mistero, che come ha spiegato Pascoli c'entra con la religione, però c'entra anche molto con la poesia. Ne aveva parlato a Nuoro proprio nell'84, io ero lì con lui e parlava del documentario espressivo. Però devo dire che riflettendo sulle immagini della punidura, che noi abbiamo restaurato, proprio negli ultimi mesi, prima di andarsene, li ha definiti rituali, i suoi documentari, come fossero anch'essi dei riti. Ecco, noi abbiamo una grande occasione oggi, perché io porto questa testimonianza, cioè vi racconto quello che lui mi ha detto riguardando, pochi mesi prima di andarsene, le immagini della sua punidura, che non era ancora restaurata. Questa è la grande occasione, perché abbiamo effettuato il restauro della punidura, abbiamo riparato le giunte, abbiamo risarcito le perforazioni, abbiamo rigenerato la pellicola, abbiamo lucidato il supporto, cioè lo abbiamo scansionato in 4K, abbiamo sanato la colonna ottica, cioè sono state fatte delle operazioni su questo bene culturale importanti. Noi stiamo parlando del controtipo in bianco e nero, non del negativo originale a colori, che purtroppo non si sa che fine abbia fatto. Il controtipo su cui noi abbiamo operato era conservato a Nuoro, presso l'ISRE, che lo ha voluto rinverdire, lo ha voluto rivitalizzare, è un controtipo, cioè un controtipo bianco e nero a 35 mm, esatto. Quindi ecco, se io adesso frugo e guardo ancora in questo mio sacco di appunti, io trovo tutto il racconto del film, praticamente. E cosa c'è di più bello in questo omaggio a Luigi di farlo dire a lui, allora, il suo cinema? La punidura, spiega Luigi, è una legge d'onore, una specie di legge d'onore, una legge non scritta istituita tra i pastori sardi. Quando un pastore si trova nei guai, se gli muoiono le pecore, gli succede qualcosa per ragioni estranee alla sua volontà, ed è una persona considerata degna, sono sue parole, una persona d'onore, quest'uomo viene socialmente aiutato e restituito alla sua vita normale. Se gli vengono meno le pecore, il pastore viene risarcito. E qui entriamo nel punctum, nella questione del rito.
Lui dice a proposito della punitura, dice la cosa è ritualizzata, naturalmente. Poi a ben riflettere, guardando le immagini, ha come una specie di illuminazione, dice no, non solo la cosa è ritualizzata, ma c'è un ritualizzante di mezzo, che sono io. E questo, dice Luigi, risponde perfettamente alla mia tendenza, che poi è una fissazione proprio estetica, quella di ritualizzare tutto. C'è una mia intensa partecipazione, ritualizzante. Vedendo il film si ha proprio l'impressione di assistere a un rito. Il problema è questo, dice Luigi. Io ritualizzo tutto. Tutto il film è ritualizzato. Anche la vita del pastore. Il pastore non dice una parola, si muove, compie degli atti, gli atti tradizionali, ma senza il realismo tipico di un'azione del genere. Tutto è ritualizzato. Tutto passa attraverso questa mia dimensione di ritualizzare. Poi dice, il film è lento, cioè bello. Io non sopporto la velocità, non amo il cinema veloce. Ci sono esempi magnifici di cinema veloce, ma non mi sono congeniali. La dimensione della vita di un pastore è l'ideale per me da questo punto di vista. Qualcosa di fermo, di immoto nella sua quotidianità, nei suoi atti, il suo rapporto con le bestie, con il latte, con il fuoco, con la notte. Il film è fatto di movimenti di macchine, infatti si muove la macchina, però non si muovono tanto i personaggi, che sembrano come scolpiti in una loro fissità. È così. A me piace muovere la macchina, nella immobilità delle figure. Azioni lentissime quelle dei personaggi. E su questo rallentamento la macchina danza, sempre molto lentamente, intendiamoci, come una sarabanda, una danza lenta, piena di grazia. Io adoro il carrello, dice Luigi, e i suoi binari. Amo quello che nei documentari non si riesce quasi mai a impiegare, perché costa. Il carrello non è solo la strumentazione tecnica, il carrello sono i suoi specialisti. Chi muove la macchina sul carrello è un operaio, va bene, ma è un operaio artista, un danzatore, perché si deve muovere con un ritmo speciale. Sembra che danzino i carrellisti. Sono degli artisti, operai artisti, i carrellisti. Bisogna saperla fare scivolare la macchina. Ecco. Allora, i movimenti della punitura sono tutte panoramiche su cavalletto. Tutto molto lento, sul treppiede. L'operatore era bravo, dice Luigi, molto bravo. Purtroppo è morto giovane. E poi c'è tutta la parte del ricordo del set, che è molto commovente, a tratti anche inquietante. Girai in un paesaggio dai sassi mostruosi, di cui mi innamorai perdutamente, perché mi ricordava le Dolomiti lucane. Sono le sue parole. Il protagonista si muove in questo scenario impervio, sassoso, vigilando sulle sue pecore, tra questi macigni dalle forme strane. Uno scenario lunare, di quei paesaggi che piacciono a me, che mi hanno sempre affascinato, fin dal primo documentario, fin da Magia Lucana. Questa bellissima zona della Barbagia, tra Orgosolo e Ollolai. Anche il paese sembra Lucania, queste donne ferme, immobili, questa lentezza nell'arco del tempo, anche delle persone. Io prediligo gli anziani e i bambini piccoli, anziani immobili, fermi, anche infermi. E c'è una fissità dei bambini. C'è un bambino immobile, ve lo ricordate? Schiacciato contro una rupe, ancor più schiacciato dall'uso del grandangolare, che dilata molto l'immagine, naturalmente. Il pastore viene colpito da qualche indizio, viene colpito dalla rigidità delle pecore, guarda in bocca i segni del male, già sente l'odore della morte, osserva la pecora senza vitalità, anche lui ha una postura rigida, lineare. I pastori, racconta, recitavano sotto la mia direzione, una recitazione fatta di micromovimenti lentissimi e di sguardi persi nel nulla. La donna che si conforta ferma davanti al braciere. Anche tutte le donne sono fisse, immobili, sono tutte pittoriche.
Che fortuna, ricorda, in un contesto così, avere un operatore come Zanni, che era un uomo oltre che bravo, dolcissimo. Tra regista e operatore, dice Luigi, deve stabilirsi un rapporto d'amore. Lui mi deve leggere proprio nel pensiero. Ecco, poi guardando dice adesso c'è il latte, lo scorrere del latte, la percezione delle gocce, questo stillamento, questa stillazione, donne intente ai lavori tradizionali e poi il pastore più anziano e si comincia a pensare e a riflettere su questo pastore così sfortunato che ha perduto le pecore. Si forma un consesso di pastori, mentre le donne fanno i canestri. Ecco, durante questo summit, questa riunione del consesso, il protagonista aspetta lì fuori, racchiuso nel suo pensamento. Attende il verdetto, perché alla fine c'è un verdetto. Lui deve essere degno, sono qualità morali, di onestà, di bontà. E poi dichiara, concludo il film con la decisione, con il verdetto, e il risarcimento non si vede. Quindi la parte conseguente, più meccanica, lui dichiara che non gli interessava, mi interessava l'atmosfera sospesa, il clima del verdetto, in questa specie di tribunale dei pastori. L'anziano era sempre sopra tutti gli altri. E lui poi dice, aggiunge, il contrario di quello che si vede oggi. L'anziano adesso è uno scarto, a tutti gli effetti. A me dispiace tanto questo, perché io sono anziano adesso. Poi sull'impianto iconografico del film, che suscita una percezione da pittura antica. Per me la pittura guida. Io ho un amore immenso per la pittura e me lo sento addosso, mi è rimasta dentro, per cui io quando giro lo faccio seguendo proprio l'innamoramento pittorico, soprattutto Caravaggio, non solo per i contrasti di luce, ma per il taglio, che poi significa l'inquadratura. C'è una teatralizzazione nel mio cinema. Il teatro ha una iconicità, una fissità che screma dal naturalismo e riflette appunto il cinema che io voglio fare. Da molti anni predico il finto nel reale, il senso della sospensione anche nella recitazione. Bisogna essere sospesi, mai risolutivi, anche in quello che si dice. Quest'idea della sospensione, la punidura, la dà molto. È come se questa cosa accadesse in un altro mondo, in un mondo di prima. Un mondo che è forse un al di là, ma anche un al di qua, nel senso remoto, preistorico. D'altra parte, aggiunge, una donna che potrei definire per certi versi spaventosa e dalle qualità molto particolari, che leggeva le pietre, disse che in me si ripetevano le conseguenze di un destino tragico. Questa donna mezza sciamana che tastava le pietre e vi leggeva il passato, non il futuro, mi ha detto che era un uomo antico dal passato tragico. Questa donna era nell'orizzonte della metempsicosi. Il protagonista del film lo scelsi appena l'ho visto. L'ho scelto subito, era docilissimo, dolce, gentile, ha preso questo impegno con molta serietà. E poi ricorda il suo rapporto con i sardi, che è stato un rapporto bellissimo, nato anni prima, però nel Nuorese, nel 1959, per lui era la prima volta. Fu accolto con un senso di ospitalità meravigliosa. E poi la punidura, un'opera sepolta per lui. Sì, sepolta. Ho come l'impressione che giacesse, dimenticata in un ripostiglio della memoria. Invece per me, conclude, è un grande esempio di rito nel rito e di rito del rito, vale a dire il mio cinema. Mi fermerei qui. Benissimo. E così, ho rivelato qualcosa. Ma grazie molto di questo, direi, unico, straordinario contributo, perché è una testimonianza anche quasi presa diretta di quello che è stato il making di La Ossa Punidura, che ci dice molto sull'amore per il making, per il fare il cinema, per questa possibilità appunto di realizzare uno spazio appunto anche di collaborazione, anche di intesa e di lavoro di gruppo. È interessante il fatto che
Francesco De Melis abbia acutamente notato che è come si coniugassero attraverso il suo incontro cinematografico con Di Gianni di fatto due filosofie diverse, no? La macchina a mano, la macchina che funziona come dire, come soggettività, come la mano, insomma, che produce il film da un lato, e dall'altro lato quest'idea appunto del cinema come appunto come macchina, come un altro modo, un'altra sensibilità, ma direi ugualmente intensa di sentire il tema del movimento, della vita che si può infondere a un'opera anche attraverso appunto altri processi, altre metodologie. Insomma, questo è stato, credo, una testimonianza di un incontro fra diversi modi che poi alla fine si incontrano di concepire, di praticare e di amare il cinema. Quindi grazie molto a Francesco De Melis, anche in riferimento a, come dire, i contributi, chiamiamoli così, sardi, diciamo, di questo suo intervento. È con molto piacere che adesso passo la parola a chi invece ha lavorato nella direzione del resto, nella linea del lavoro di Francesco, ha lavorato dal punto di vista appunto della tutela patrimoniale dei grandi tesori di cinema che sono presenti nella nostra storia mondiale, in quella italiana. Parlo di Andrea Meneghelli, che è appunto laureato in storia del cinema all'Università di Bologna e da oltre 15 anni curatore delle collezioni filmiche della Cineteca di Bologna. Il suo lavoro riguarda in particolare la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e l'arricchimento delle collezioni attraverso nuove acquisizioni e la supervisione di alcuni progetti di restauro. Ha curato la pubblicazione di collezioni DVD dedicate al documentario italiano nell'epoca del muto, al cinema di Augusto Genina e al cinema di Luigi Di Gianni, motivo principale per cui appunto credo si incentrerà, credo, il suo intervento. È autore di numerosi saggi e articoli sulla storia e la conservazione del cinema, pubblicati in vari libri e riviste, ed è membro dell'Advisory Board del Festival del Cinema Ritrovato. Cedo la parola con grande piacere ad Andrea Meneghelli. Benvenuto, prego. Grazie, mi sentite bene? Piacere mio e vi ringrazio per questo invito che ho accettato con grande favore, così come ho accettato l'invito che un bel po' di tempo fa, devo dire, mi fece Alessandro Stellino per pensare a un programma di film di Luigi Di Gianni da proporre al festival. Di Gianni lo conobbi nel più o meno, credo che fosse il 2005-2006, perché ricordo che era a Bologna per un suo film, La Madonna in cielo, la Madre in terra, film per il quale c'era una produzione, casa di produzione bolognese coinvolta, come ha ricordato precedentemente Lucio. Il cinema è sempre, come dire, anche una questione di denari, pochi o tanti è tutto relativo, e io ricordo che Luigi, fino a quando il fisico riusciva a reggerlo quel minimo, ha sempre cercato di continuare a lavorare, sempre cercato di realizzare i suoi progetti, sempre cercato con grande perseveranza persone che potessero contribuire alla realizzazione dei suoi film per nutrire questa sua malattia proprio benefica dal mio punto di vista per il cinema. Ci vedemmo quindi in quell'occasione, lui passava per Bologna, io non lo conoscevo molto, sapevo insomma della sua fama, avevo visto Magia Lucana, forse avevo visto Nascita e Morte del Meridione, ma più di questo, devo confessare, non andavo. E che dire, probabilmente ci siamo piaciuti, perché poi è nato da lì un rapporto molto proficuo e che ha dato dei frutti, spero buoni anche per lui, sicuramente ottimi per la Cineteca di Bologna che qui rappresento.
abbiamo cominciato a pensare a cosa fare dei suoi film. Lui era interessato e noi eravamo interessati a innanzitutto avviare un progetto di collaborazione per la conservazione dei materiali, che rimane, come dire, una priorità assoluta, perché se non conservi oggi i materiali, questi materiali non potrai metterli a disposizione della comunità nel futuro. Quindi insomma questa è la base essenziale. E ci disse: io ho questi materiali da me, vedete, venite a vedere cosa c'è, se vi interessa. E ricordo che andai a casa sua a Roma, alla Garbatella, in questa palazzina. C'era, ricordo, un leggio con un grosso libro vergato a caratteri gotici. C'era alla parete questo dipinto molto molto inquietante di Ennio Calabria, se non ricordo male, su cui poi lui fece anche un documentario, Lotta contro i mostri, una delle sue rare incursioni, come dire, nel genere del documentario, in questo genere abbastanza famigerato che è il documentario d'arte, ma che anche in questo caso lui trattò con la sua vena personale, che sempre lo ha contraddistinto. E cominciamo a casa sua a cercare i film. Lui c'era le pizze, c'era le pellicole, e fu una grande esperienza. Non so se qualcuno di voi ha in mente, probabilmente sì, sicuramente qualcuno l'ha in mente, la scena mitica di Uno dei Fantozzi, dove Paolo Villaggio comincia ad aprire gli armadi e cassapanche e salta fuori pane dappertutto, e a questo punto gli venne questo leggerissimo sospetto. Avvenne un po' così, aveva una scansia dove c'erano su molte pellicole, ma poi abbiamo cominciato a girare di stanza in stanza, ad aprire gli armadi, a tirare su le cassapanche, a guardare, e continuava a saltare fuori pellicola, continuavano a saltare fuori film interi, ma anche materiali di lavorazione, tagli, eccetera, eccetera, che lui aveva fortunatamente conservato e che noi poi insomma abbiamo con grande piacere deciso, voluto portare a Bologna in questo deposito, che ora è a nome del figlio di Luigi, che ora è a nome di Lucio, e che noi continuiamo a conservare con gelosia e, mi si permetta di dire, anche con amore. Da questo poi nacque la volontà di mettere assieme una serie dei suoi film in un DVD, che siamo riusciti, devo dire anche faticosamente, a realizzare, a far uscire nel 2013. Lo abbiamo intitolato Uomini e Spiriti, titolo che ancora oggi, devo dire, mi piace, e l'abbiamo sottotitolato I documentari di Luigi Di Gianni. Sottotitolo invece che in prospettiva mi piace molto di meno, di cui sono un po' pentito. Avrei voluto chiamarlo Uomini Spiriti, a pensarci dopo, avrei voluto chiamarlo Uomini Spiriti, il cinema di Luigi Di Gianni, perché i documentari di Luigi Di Gianni, poi cominciando a vedere i suoi film, cominciando ad impararli, cominciando a ingurgitarli, documentario mi sembra che sia non sbagliato, ma che sia in un certo senso limitativo. Il cinema di Luigi Di Gianni, secondo me, rispecchia un po' la personalità di Luigi Di Gianni, così perlomeno come l'ho conosciuto io. Luigi Di Gianni è una persona verso la quale ho nutrito ma che mi ha sempre affascinato molto, ma che d'altro canto mi è sempre anche sembrata molto sfuggente. Non sono mai riuscito del tutto a capire appieno l'uomo Luigi Di Gianni. C'è sempre qualcosa che lui volontariamente, a mio giudizio, lasciava sfuggire. C'è qualcosa sempre di inafferrabile, per così dire, di ineffabile. E per me il suo cinema è un po' così. È un cinema che è carico, stracarico di fascino, di attrattiva, ma che non riesci mai a prendere del tutto. C'è sempre qualcosa, c'è sempre quel margine che ti sfugge, c'è sempre quel margine che non riesci a comprendere bene, c'è sempre quel margine
insofferente alle classificazioni. Al di là però di questo, come dire, margine sempre misterioso, una cosa mi sembra abbastanza chiara del suo cinema. Se c'è un culto che attraversa il cinema di Luigi Di Gianni, è il culto del cinema, è il culto dell'immagine. Io lo ricordo come uno dei personaggi, come dire, come una delle persone con un amore smisurato per il cinema più grande. Vi voglio fare, mi si perdonerà insomma questa piccola incursione autobiografica, un paio di esempi per raccontare qual era il rapporto di Luigi con il cinema, non con il suo cinema, ma con il cinema in generale. Lui era un nostro ospite affezionato, lo è stato per tantissimi anni, del nostro festival principale, che è il Cinema Ritrovato, che è un festival dedicato alla storia del cinema, dedicato al lavoro delle cineteche, dove mostriamo i restauri, eccetera, eccetera, ma dedicato soprattutto all'amore per il cinema senza classificazioni, quindi puoi, come dire, godere di un John Ford notissimo e di un oscurissimo film portoghese. E Luigi al festival aveva l'attitudine perfetta, perché lui entrava e usciva dalle proiezioni in continuazione. Amava proprio fare scorpacciate di cinema anche oscuro, e lo ha fatto anche poi quando da un certo momento in poi le gambe non gli reggevano più e quindi insomma ci si arrangiava con le navette portando da una sala all'altra per permettergli di vedere appunto questi film. E poi arrivava sempre il momento alla fine del festival in cui magari ci vedevamo, oppure mi chiamava dopo e mi diceva: allora io mi sono perso, se mi puoi mandare i DVD, mi sono perso questo film rumeno che vorrei assolutamente vedere, anche questo film con questo attore della Repubblica Democratica Tedesca mi interessa molto, quel muto russo sovietico mi hanno detto che è ottimo. Quindi insomma mi faceva la lista della spesa delle cose che aveva perso. E in un'altra occasione poi lo invitammo a Bologna perché mostrammo il suo unico lungometraggio di finzione per il cinema, Il tempo dell'inizio, che è un film di fronte al quale io ho un atteggiamento, diciamo così, combattuto, perché è un film smisuratamente ambizioso, che mescola l'espressionismo tedesco, Heidegger e il filone post-apocalittico, come dire, in un modo del tutto inedito. È proprio un vero e proprio UFO all'interno del panorama cinematografico italiano. Anche qua grande fascino da un certo punto di vista e grande capacità di sfuggire alle classificazioni dall'altro. Se non l'avete visto ve lo consiglio, con l'avvertenza che non si tratta di una visione facile. Non è mai stato Luigi Di Gianni, come dire, uno avvezzo ai compromessi, soprattutto per quanto riguarda il cinema di finzione. La faccio breve, insomma, avevamo questa presentazione del tempo dell'inizio, noi facevamo il nostro cinema, che è il Cinema Lumière, in sostanza sono due sale, una di fronte all'altra. Arriva il momento della presentazione e Luigi è sparito. Dov'è Luigi? Lo cerchiamo, lo troviamo nell'altra sala dove stanno proiettando un film di Roman Polanski, Venere in pelliccia, quello tratto da Masok. Entro, lo trovo lì che si guarda questo film e Luigi, viene alla presentazione. No, è un film bellissimo, devo finire di vederlo. Per favore, quindi l'abbiamo trascinato fuori dalla sala per fare questa presentazione e per poi, veloce, però insomma, sempre comunque molto, molto presente, molto preciso da questo punto di vista, per poi insomma permettergli di rientrare in sala e continuare a vedere questo film di Polanski che lo stava appassionando così tanto. Questo insomma per dire una cosa molto nota, che il cinema di Luigi Di Gianni è un cinema assolutamente complesso, che però
si nutre di passione e di profonda conoscenza cinematografica. Una cosa la voglio però aggiungere alla fine, perché un aspetto che a ripensarci mi piace molto del suo cinema è che c'è sempre appunto questo culto dell'immagine, questa grande attenzione nella realizzazione cinematografica del suo cinema, che sia documentario o che non sia documentario. Il confine, come sappiamo, è sempre molto incerto, ma in Luigi Di Gianni è ancora, se possibile, più incerto. Il fatto che comunque, nonostante questo, non ci sia mai, dal mio punto di vista, una prevaricazione dell'autore nel confronto di ciò che egli osserva, nei confronti delle persone, anche delle persone che egli guarda, che egli filma. C'è sempre una forma, dal mio punto di vista, secondo me, di profondo rispetto. Non c'è mai un giudizio a prioristico, anche se ci troviamo di fronte a delle situazioni che probabilmente possiamo definire come allucinanti. Insomma, pensiamo, come dire, al culto di Alberto Bonnella. Anche in casi, diciamo così estremi, c'è sempre, secondo il mio giudizio, un rispetto verso ciò che si guarda. E anche, come dire, una sorta di sospensione dell'incredulità, che è questo aspetto molto importante del cinema di finzione, ma che è molto importante anche, secondo me, nel cinema documentario di Luigi Di Gianni. Come ci poniamo di fronte a questi culti, a queste magie? C'è sì un'analisi scientifica, un'analisi antropologica, se vogliamo, che per Luigi però, insomma, è sempre stata anche un po' problematica. Mi ricordo che mi parlava del suo rapporto molto stretto di stima, di amicizie, ma anche di momenti combattuti con l'antropologa Annabella Rossi, con la quale ha collaborato in molti film, e mi diceva, arrivava Annabella con questi testi da mettere come commento parlato ai film, che erano lunghi 5 pagine e che erano delle specie di saggi di antropologia. Io non volevo proprio sapere di fare i film in questo modo. Per me quello che contava era l'immagine, era lì il discorso, non il testo parlato. E allora limavo fino ad arrivare alla mezza paginetta. Quindi insomma, questo rapporto anche, non so dire se difficile, comunque molto vitale, ecco, diciamo così, con l'antropologia, che portava a dei film che sì, avevano un lato naturalmente, se vogliamo, scientifico, per quanto io me ne intenda pochissimo e capisca veramente pochissimo di antropologia, ma un lato anche, come dire, di entrare in consonanza con questi personaggi che ci venivano mostrati. In sostanza, questi spiriti esistono o non esistono? Perché il mio punto di vista è che io a guardare questi film un po' ci credo, e forse ci credeva anche Luigi, perché mi ricordo che avevamo una conversazione riguardo al suo ultimissimo film, che era Ritorno a San Cataldo, che era una specie, non so come dire, di remake del suo Nascita e Morte del Meridione, dove gli chiesi, ma scusa, ma ci sono ancora le streghe, ci sono ancora le maghe? E lui mi disse, sì, ci sono ancora, però adesso è più difficile, una volta perché si nascondono, però ne ho conosciuta, mi ricordo, ne ho conosciuta una giovane ma bravissima, e mi è rimasto sempre il dubbio, ma bravissima in che senso? Vorrei concludere qua. Grazie. Grazie molte ad Andrea Menghelli per questo suo intervento dalla valenza proprio duplice: da un lato uno sguardo sul lavoro di recupero e il lavoro filologico, insomma, prodotto dalla sua istituzione, da lui e da tanti altri collaboratori, nella collaborazione anche appunto con Luigi Di Gianni, e dall'altro gli sono grato per aver introdotto questa nota di problematicità che in effetti, vabbè, non voglio anticipare, con cui anch'io ho dovuto in qualche misura fare i conti, e ho apprezzato molto il fatto appunto che venga indicata, insomma, anche appunto da
Andrea Meneghelli, il carattere non risolto, o comunque, come dire, l'aspetto in parte sfuggente della personalità e di questo lavoro, cosa che naturalmente ne amplifica ancora di più l'interesse e la suggestione. Grazie ancora, quindi. Adesso devo introdurre, devo presentare con grande piacere una figura di antropologo che ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dei temi visivi nel patrimonio appunto della nostra disciplina. Parlo di Antonio Marazzi, che ripeto ho un grande piacere di presentare, che è professore di antropologia culturale che ha lavorato nell'Università di Padova dal 1980 al 2009. Marazzi è stato inoltre visiting professor alla New York University nel 92-93 e ricercatore associato del Museo Antropologico Nazionale di Osaka, in Giappone, di Osaka. Ha condotto lavori di campo presso appunto diverse zone, in diverse università, fra cui appunto anche nel Tibet e in India. Ha condotto ricerche in Giappone, nell'Europa, e i suoi temi principali sono l'antropologia visuale e aurale, l'antropologia dei sensi, l'antropologia dell'intelligenza artificiale. Fra le sue opere più importanti ricordiamo Giapponeserie, un antropologo fra uomini, spiriti lontani, poi Antropologia della visione, e poi Uomini, cyborg e robot umanoidi, antropologia dell'uomo artificiale, quest'ultimo lavoro del 2012. Cedo veramente volentieri la parola e do il benvenuto ad Antonio Marazzi. Prego. Manca l'audio, non so se deve essere attivato dal professore il microfono. Ecco, adesso dovrebbe esserci. Benissimo, grazie. Allora, grazie della presentazione. Devo dire che i contributi che mi hanno preceduto, no, del figlio di Gianni, di Lucio Di Gianni, di Francesco De Melis e di Andrea Meneghelli, mi hanno veramente illuminato su qualche cosa che io avevo appena percepito forse nella frequentazione che mi è capitato di avere con Luigi Di Gianni, e soprattutto con la visione della sua produzione cinematografica, particolarmente per quello che riguardava la sua esplorazione nel meridione italiano. Sono state davvero illuminanti per quella che per me è stata solo un breve contatto diretto che ho avuto con Luigi Di Gianni, ma secondo me anche questo mi ha suscitato molte riflessioni. Io mi ero, da antropologo, ispirato a quella che è una pratica abbastanza diffusa in antropologia, cioè il cosiddetto ritorno sul campo. No, molti antropologi dopo molti anni, soprattutto dopo decenni, un caso per esempio classico è stato quello di Margaret Mead, tornano sul luogo per vedere sì le trasformazioni che eventualmente sono avvenute in queste popolazioni, ma soprattutto per un confronto di sguardi. No, questo è molto interessante, per vedere la stessa realtà con una prospettiva diversa che tutti noi abbiamo col passare del tempo e col passare dei cambiamenti nei contesti sociali e culturali. Allora, io, ispirandomi a questo, avevo avuto l'idea di tornare sul campo accompagnato da qualcuno di questi protagonisti delle riprese effettuate negli anni 50, 60 per lo più, e che costituiscono quel corpus che viene abitualmente ricordato come i documentari demartiniani, no? Ecco, tra questi però io avevo un interesse particolare proprio per il film di Luigi Di Gianni e specialmente per quel Nascita e morte nel meridione che è già stato ricordato prima. Un film che io avevo trovato particolarmente intenso perché
era riuscito a compattare, a concentrare, no, tutta una situazione attraverso il suo modo di fare film, di una regia, diciamo, della gestualità lenta, che è stata anche questa già ricordata prima, delle poche parole, di un'atmosfera cupa, diciamo, che anche questa è stata rappresentata molto da questi contrasti di bianchi e neri, da queste abitazioni così fuori dal tempo, arcaiche proprio, che rappresentavano il paese di San Cataldo, e in particolare la capacità di concentrare, appunto, come dice già il titolo, Nascite e Morte, degli episodi di un parto con tutte le gestualità e la ritualità intorno al fenomeno del parto, e la morte nel far uscire da questa abitazione primitiva un morto tenuto semplicemente sopra una barella. Ecco, questa intensità particolare mi aveva lasciato un segno. E allora voglio incontrare Di Gianni, gliene parlai, gli parlai dell'idea di accompagnarlo sul luogo delle riprese di quello e di altri film girati in Basilicata. Con mia grande sorpresa venni a sapere che in tutti quegli anni, da quando ne parlavamo erano passati 34-35 anni da quelle riprese nella Basilicata, Di Gianni non aveva mai avuto la curiosità, l'intenzione, la voglia, diciamo, di fare questo ritorno sul campo. Però dietro la mia proposta accettò volentieri e si fece accompagnare, diciamo, non fu tanto una sua iniziativa, ma si fece accompagnare da me in quel viaggio. Ricordo che andai a prenderlo all'uscita dal centro sperimentale di cinematografia, dove lui teneva un corso sul film documentario, e insieme facemmo questo viaggio a ritroso nel tempo in Basilicata. La prima visita, diciamo, fu quella a San Cataldo proprio. Ricordo che lasciammo fuori l'automobile e penetrando in quel villaggio vidi che Gianni era del tutto sorpreso e spaesato. Era assolutamente irriconoscibile rispetto a quell'insieme di case antiche di pietra isolate da tutto l'intorno. Era successo quello che era diffuso in Italia in quegli anni 60, cioè l'esplosione di una edilizia molto precaria che però consentiva agli abitanti di avere accesso all'acqua potabile, all'acqua corrente in casa, servizi igienici e così via. Quindi quelle case erano state del tutto abbandonate, sembravano sparite, sembravano non esserci più. Poi, guardando meglio, all'ombra di quelle case, Di Gianni riconobbe i luoghi che lui aveva filmato, le case che lui aveva filmato, che erano diventate delle stalle, le stalle per gli animali di San Cataldo. Mentre era ancora colto da questo stupore, che a me era sembrato molto significativo, fu avvicinato da un abitante che, anche lì con grande sorpresa, sembrava averlo aspettato per 35 anni in quel villaggio, nel senso che dopo poco incominciò a ricordare quando Di Gianni era venuto per filmare Nascite e Morte nel Meridione, e soprattutto ricordava, e avevano poi insieme condiviso quell'esperienza a voce, le difficoltà che aveva dovuto superare, la reticenza ma anche la diffidenza, no, degli abitanti, la difficoltà nel farli diventare protagonisti del suo film, no? Nel farli recitare con un ruolo da regista, perché appunto quel film è caratteristico anche proprio di questo modo
alla Di Gianni, diciamo, di interpretare queste cose. Non è pensabile che nello spazio di poco più di 10 minuti ci fosse un parto e una morte in quella casa, ma erano gli stessi protagonisti di quei parti e di assistere a quelle morti che Di Gianni faceva recitare nel suo film. E quindi ricordavano assieme questa possibilità che aveva creato Di Gianni, cioè di trasformare questi muti e diffidenti abitanti nei protagonisti, non tanto degli attori, ma nei protagonisti di una realtà etnograficamente molto significativa, ma anche molto sconosciuta, no? E quindi si realizzava in questo modo quel modo di filmare che è stato ricordato prima, caratteristico di Gianni. E quell'incontro fu significativo proprio nel mio spirito così dell'ispirazione antropologica del ritorno sul campo, nel senso che dopo poco fu come un rapporto di amicizia tra i due, tant'è vero che poi andarono nella nuova casa di questo abitante e bevero insieme un bicchiere di vino e Di Gianni ricevette in regalo una grande forma di pane, cosa che lui apprezzò particolarmente, e così si concluse quella visita estemporanea. La cosa poi continuò in 2 villaggi dove fu girata Magia Lucana soprattutto, a Bisaccia e a Scampitella. E qui fu ritrovato un figlio di nuovo, a distanza di molti decenni, di chi aveva messo in scena, diciamo, quelle rappresentazioni che compaiono nei film di allora, realizzati da Di Gianni, e fu un incontro anche quello interessante, nel senso che questo figlio si schermiva alle domande di Di Gianni se era stato trasmesso un po' di quei saperi magici di esorcismi, le fatture, le legature e così via. E lui si schermiva con proprio quell'idea che in realtà è abbastanza diffusa, di negare qualche cosa come segno di un eventuale senso di arretratezza, di persistenza di arretratezza di quel passato. E allora, negandolo, dicevo sì, no, soltanto qualche volta qualcosa riguardante i fidanzati, nel suscitare interesse da parte di qualcuno, di qualcuna, oppure nel realizzare una conciliazione, una riconciliazione tra questi giovani, qualcosa sul piano puramente sentimentale, ma non più andando nel profondo di quel mondo magico che appunto veniva rimosso. Ecco. Era interessante vedere come Di Gianni prendeva queste cose, nel senso che lui aveva realizzato quei film come rappresentazione di una realtà di allora, si trovava di fronte a una realtà completamente mutata e che evidentemente non facevano più parte dell'interesse che lui aveva avuto nel avvicinarsi a quel contesto culturale. Dopo quell'incontro, quell'esperienza che per me è stata molto significativa nel poter essere testimone di questo ritorno sul campo, no? Dopo quello trovai anche interessante rincontrare a distanza di nuovo di molti anni Di Gianni in una veste di docente a Monselice, della piccola scuola realizzata prima come festival di film documentario etnografico, poi come scuola di film etnografico a Monselice, e un'esperienza che Di Gianni iniziò con entusiasmo, mi ricordo, nel 2015, quindi novantenne praticamente,
con l'entusiasmo di chi voleva trasmettere certi modi di fare cinema, di avere un'attenzione, una visione, un'organizzazione dello sguardo su questi studenti di 2 generazioni successive, si può dire, no? E questo entusiasmo, secondo me, è di nuovo un lascito, una testimonianza che mi ricordo, che voglio ricordare e trasmettere come ricordo, per il fatto che qualche volta appunto Di Gianni stesso si schermiva, non negava, non voleva essere, come dire, confinato in quella esperienza di condivisione dei documentari cosiddetti dei Martignani, ma nemmeno in generale come documentarista etnografico. Però quell'entusiasmo ritrovato, diciamo, a novantenne nel voler trasmettere certe conoscenze sul piano etnografico, fa vedere come quello invece è stato un filo che in qualche modo ritornava nello spirito di Gianni come osservatore della realtà, anche se molto a modo suo, cioè da regista, che voleva mettere in scena quelle realtà che lui aveva saputo così con tanta acutezza individuare e poi trasformare in un filmato nello stile più classico della rappresentazione filmica. Ecco, questo è tutto quello che posso dire di una piccola esperienza che ho avuto con lui e diciamo, dell'osservazione di un antropologo sull'osservazione del regista sulla realtà. Ecco qua. Grazie per questa preziosa testimonianza, Antonio Marazzi, che giustamente, come dire, fa notare e fa valere qui la creatività, anche la problematicità della duplicità come dire, di visioni fra un antropologo e un cineasta, insomma, indicando le valenze diverse che possono avere per entrambi, appunto, esperienze come quello del ritorno sul campo. Grazie per questo intervento. Io passo, anche perché i tempi stanno diventando a questo punto, come dire, problematici, immediatamente appunto al collega Fabio Dei, che è professore di antropologia culturale all'Università di Pisa e che lavora da sempre anche su De Martino, più in generale sul tema appunto della magia. E questo è uno dei motivi per cui si è diretto anche, ha incontrato Luigi Di Gianni, che ha conosciuto a Matera, in occasione della presentazione di una nuova edizione di Sud e Magia che Dei ha curato insieme ad Antonio Fanelli per le edizioni Donzelli. Le tematiche del mondo rurale e il De Martino degli ultimi anni sono propri di Fabio, la cui attenzione è sempre più rivolta verso il mondo moderno e la cultura di massa, e che lo hanno portato a una rielaborazione del concetto di cultura popolare, pubblicando nel 2018 Cultura popolare in Italia, da Gramsci all'UNESCO. Con questo cedo con grande piacere ugualmente la parola a Fabio Dei. Prego, benvenuto Fabio. Grazie Felice, grazie a Rossella per questo invito. So che siamo molto in ritardo, cercherò di essere rapidissimo, anche perché fra i presenti sono sicuramente il meno competente a parlare della figura di Luigi Di Gianni. L'ho conosciuto nella veste che a lui forse piaceva meno, cioè quella di regista demartiniano, in questo incontro a Matera che Felice ricordava di qualche anno fa, che era stata anche un'occasione per una proiezione dei suoi documentari etnografici, quelli su Napoli, oltre che quelli strettamente demartiniani. Mi ha molto colpito la sua figura, anche per un aspetto che finora non è stato rievocato, cioè la sua modestia, il suo understatement, diciamo così, che mi fa pensare che da qualche parte ora se la starà ridendo di noi che diciamo cose seriose sul suo conto. Sì, è stato ricordato come lui soffrisse un po' dell'etichetta di regista demartiniano, e per il suo amore per la fiction che superava quello per il documentario, il fatto, come lui stesso racconta, di essere arrivato al documentario inizialmente quasi come un ripiego, usandolo però inserendo strutture finzionali all'interno
delle regole documentaristiche. Io però sono convinto, e fra l'altro l'invito a questo incontro è stato per me l'occasione per rivedere alcune sue cose, per vederne alcune cose di fiction, per esempio come quel cortometraggio dal titolo La Tana, su cui poi magari forse potremmo ritornare alla fine, che non avevo mai visto prima, e che mi convincono che Luigi Di Gianni era demartiniano in un senso molto più profondo del termine, cioè non era l'illustratore cinematografico delle opere di De Martino, ma io trovo che nella sua poetica ci sia una componente legata alla riflessione di De Martino molto forte. Cosa intendo dire? Qual è il nucleo del lavoro di Ernesto De Martino? Ecco, io non credo che sia in sé la documentazione del folklore magico religioso dell'Italia meridionale, ma sia piuttosto il tema che lui tratta fin dal mondo magico, in realtà anche da scritti precedenti, il tema esistenziale della soggettività umana che supera una fondamentale angoscia nei confronti del mondo attraverso gli strumenti della cultura e attraverso un rito che è costituito dall'imitazione del pericolo, del negativo che incombe sulla vita e che però nel limitarlo riesce anche a superarlo. No? Allora, questa grande tematica esistenzialista sostanzialmente di De Martino è quella che lo spinge all'inizio degli anni 50 ad andare in Lucania e in Puglia. Ci va cercando quello che poi chiamerà il terrore della storia che incombe sull'umanità, e lo trova lì, lo trova fra quelle che chiamava le plebi rustiche del Mezzogiorno, costrette in un regime di vita dominato dalla miseria materiale da un lato, dall'oppressione sociale e politica dall'altro, e come dire, si impegna in quel progetto gramsciano di emancipazione di questi ceti subalterni, no? Si ricorderà, e questo vale anche per l'opera di Gianni, di quella fine anni 50 e primi anni 60, che in loro non c'è nessuna contemplazione estetica della cultura popolare, no? Quella che oggi nei processi di patrimonializzazione, insomma, noi conosciamo bene e che ha altre basi, altre ragioni di essere. Lì c'è una documentazione che sta insieme all'auspicio che quei fenomeni di cultura popolare scompaiano prima o poi. Non sono patrimonio da preservare, ma sono un elemento di cui si rivendica da un lato la positività culturale, ma dall'altro il nesso forte con condizioni di subalternità che devono nel tempo essere superate. Allora, trovo da un lato che nell'opera di Di Gianni, anche quella che non è strettamente demartiniana, ci sia con grande forza questo elemento. Mi riferisco per esempio a quella trilogia sulle frane, no? Incidenti a Pisticci, Donne di Bagnara, eccetera, e Frane in Lucania per l'appunto, che, se capisco bene, sono documentari fatti su commissione in qualche modo e con scarsi mezzi, ma in cui lui riesce con grande forza a mettere questo elemento, perché in tutti e tre questi cortometraggi c'è l'idea, mi sono appuntato una frase che conclude Frane in Lucania: l'esistenza precaria dei contadini è insidiata fin dentro casa, no? E questo lo colpisce, perché sono documentari fatti di scene domestiche, c'è la domesticazione del mondo, la famiglia, i gesti di routine della tecnica, dell'accendere il fuoco, dell'andare a letto, del tenere i bambini e così via, che sono insidiati da forze più grandi e inspiegabili che stanno al di fuori del controllo dei contadini, no? E allora, come dire, è questo dico, è il tema demartiniano molto forte, no? La domesticazione del mondo da un lato, la costruzione di patrie culturali appunto attraverso i mezzi che la tradizione mette a disposizione, e dall'altro una fondamentale incontrollabilità del mondo, del negativo, che deve essere tenuta sotto controllo attraverso la ritualizzazione. E in qualche modo mi ha colpito molto
quello che veniva detto prima sul fatto che gli stessi film sono forse un rito in qualche modo, no? Perché i film imitano, sono una mimesi del pericolo e del negativo che poi alla fine può venire, essendo messo in scena in qualche modo risolto. Quindi un tema che a me pare poi finisca per pervadere in modo molto forte anche la fiction di Luigi Di Gianni, con un altro che vorrei però far rimarcare. De Martino dalla fine degli anni 50 smette di studiare gli istituti magico-religiosi dei contadini del sud e si mette a studiare altre cose. Cioè quel suo libro incompiuto, La fine del mondo, che come sapete è stato ripubblicato oggi in un'edizione e in Audi diversa da quella che Clara Gallini aveva pubblicato postuma nel 1977 e che ci ha riportato a una lettura profonda di quelle riflessioni di martiniane, è un testo che ormai si allontana dallo sguardo posato esclusivamente sull'arretratezza delle plebi rustiche del Mezzogiorno e che ci porta verso un'attenzione fondamentale al modo in cui il terrore della storia si manifesta nella civiltà contemporanea. È un testo pieno di riferimenti ad autori letterari che esprimono il senso della crisi della contemporaneità, autori che sarebbero piaciuti, che immagino piacessero anche a Luigi Di Gianni, che sono molto in sintonia con quella tematica kafkiana che Di Gianni porta molto avanti e che si proiettano addirittura sulla tematica della fantascienza, sulla tematica sull'immaginario apocalittico di mondi futuri, di distruzione dell'umanità, appunto l'Apocalisse è il tema del libro di De Martino. E quindi questo mostra come il nucleo non fosse tanto l'arretratezza del Sud, quanto il capire il terrore della storia come si manifesta in condizioni storiche molto diverse. Quindi il problema in quell'Italia modernizzata di cui già prima parlavamo, che comincia a modernizzarsi in modo netto già dagli anni 60, scompare la magia? Scompare perché era legata solo alla povertà, alla miseria, oppure si manifesta in altri modi? La magia come, appunto, demartinianamente espressione del modo in cui la cultura cerca di reagire all'angoscia esistenziale e al terrore della storia. Allora, qui l'antropologia italiana, dopo la morte di De Martino nel 1965, ve lo ricordo, prende la strada soprattutto della dicotomia molto forte tra la cultura di massa e le culture tradizionali. La cultura di massa viene trattata attraverso poetiche pasoliniane, attraverso le idee della scuola di Francoforte come qualcosa di totalmente inautentico e lontano dall'esperienza popolare, e si tenta di mettere in evidenza invece, o di salvare, come si dice, quegli elementi autentici della cultura popolare, siano questi i canti, le fiabe, oppure siano anche le feste e i riti magici, che invece sarebbero più autenticamente radicati nella cultura delle classi subalterne. Ma in questo modo si perde la possibilità di studiare il modo in cui questa cultura magica e antica, diciamo, si fonde, si ibrida con gli elementi della modernità. E dico questo per porre soprattutto a voi che conoscete meglio di me l'opera di Di Gianni nel suo complesso, la domanda: Di Gianni da che parte stava in questo problema di come trattare la modernizzazione? Ecco, a me pare che in molti dei suoi documentari, soprattutto post 65, dopo la morte di De Martino, ci sia una forte tensione fra questi due aspetti. Mi riferisco in modo particolare al documentario sulla Madonna del Pollino, che è stato che viene citato nel bel testo di Rossella Ragazzi, che introduce
il catalogo delle opere, che è stato ricordato anche prima per il rapporto difficile e contrastato, diciamo, con la figura di Annabella Rossi. Io trovo in quel film, per esempio, una contraddizione essenziale, che forse ne fa anche la forza, fra il testo e le immagini, perché le immagini dicono qualcosa di completamente diverso da quello che dice il testo. Un testo interessante, per carità, cioè che pone il problema anche di come gli antropologi, quello sì, testo molto demartiniano, diciamo, no? Di come gli antropologi si vanno a studiare finendo per sfruttare in qualche modo, scrivendoci libri che sostengono le loro carriere, diciamo così, gli elementi della cultura popolare, e sentono quel rimorso di classe, diciamo così, che già De Martino notava, ma dall'altra parte il testo insiste anche fortemente sulla separazione. Noi apparteniamo ad un'altra cultura, queste sono le frasi che ricorrono, la dicotomia noi-loro, dove il noi è il regista, l'autrice del testo e gli spettatori, no? Potenziali del film, e loro che sono l'oggetto di questa ricerca, a cui quali viene attribuita una cultura totalmente diversa e incommensurabile. Ecco, a me pare che questo atteggiamento, che è forte, ripeto, un po' in tutta l'antropologia italiana di quella fase, e che tenta di valorizzare l'alterità radicale del mondo subalterno e contadino rispetto non solo all'alta cultura tradizionale, ma alla cultura di massa che sta arrivando. Ecco, è un tipo di atteggiamento che non ci consente invece di vedere i fenomeni forse più interessanti, cioè il modo in cui la modernità si inseriva in quel tipo di pratiche popolari. E il film, le immagini del film contrastano completamente con questo, perché mostrano questa modernità che è costantemente presente, mostrano le organizzazioni, non come dire un popolo di subalterni lasciato a se stesso, che si affida a rituali antichi che datano la notte dei tempi, eccetera, ma ci mostra un mondo organizzato in cui c'è la presenza dello Stato, in cui ci sono istituzioni, in cui compaiono costantemente elementi della cultura di massa che si integrano, no? e che vengono integrati dall'impianto tradizionale, che pure resiste. Quindi questa idea, che io ora non c'è tempo di dirlo, ma che trovo molto forte anche nei documentari su Napoli, su quel contesto urbano di Napoli, e sulla magia, anche lì fortemente connessa a elementi di cambiamento e di modernizzazione, ecco, mi sembra qualcosa di molto interessante, che potrebbe essere riletto concettualmente. Appunto, la mia proposta è questa, proprio in un'ottica parallela a quello dello sviluppo del pensiero di De Martino, che lo porta a fine del mondo, e che chissà, se De Martino non fosse precocemente scomparso, dove avrebbe portato e come avrebbe cambiato anche l'antropologia culturale italiana contemporanea, e di cui io credo di vedere, forse con qualche forzatura, ma sarete voi a dirmelo, credo di vedere dei segni molto forti nell'opera di Di Gianni, ripeto, anche in quella della finzione. Questo, ecco, chiudo con questo riferimento al film La Tana, che immagino avere sullo sfondo il racconto omonimo di Kafka, anche se la vicenda narrata apparentemente non c'entra molto, e che è un film di immaginario apocalittico, sostanzialmente, che mette l'angoscia esistenziale, come era forse un po' di moda nelle avanguardie di quegli anni, ma a me pare in modo anche molto originale, al centro di una riflessione che non si tratta di un documentario, ma che resta per me profondamente antropologica. Vi ringrazio. Grazie molte Fabio per questo importante contributo sul versante come dire, di questo cotè demartiniano del lavoro di Di Gianni, che effettivamente occupa molti di noi, anche a me devo dire, e che si presenta e si presentava, credo, anche per lo stesso Di Gianni come una specie di fardello da portare. Però ci sono molti motivi che tu hai efficacemente sottolineato,
che ci parlano di un dialogo, insomma, di una presenza, di una, come dire, di una consonanza di sensibilità fra Ernesto De Martino e Luigi Di Gianni. Bene, a questo punto dovrebbe Rossella dire qualcosa. Se mi sentite, volevo presentarvi io Felice, che è un mio carissimo collega con cui abbiamo avuto modo di collaborare in varie forme in passato, soprattutto legate al cinema di David McDougall e alla mia frequentazione della Sardegna. Felice è professore associato in discipline demo-etnoantropologiche all'Università di Cagliari, dove dirige il laboratorio di etnografia visiva. E le sue principali aree di ricerca sono il mutamento culturale e sociale, la cultura materiale e l'antropologia visiva. Il focus della sua ricerca è lo spopolamento come fattore di mutamento nella cultura materiale e sociale in Sud Europa. Felice ha tradotto e curato Jean-Paul Varnier, La cultura materiale, ed è autore, fra le molte pubblicazioni, di Paesi immateriali, residenza, appartenenza e distanza tra spopolamento e migrazioni transnazionali del 2016, La comunità ricevuta, Carlo Forte, La Sardegna e le pratiche del rappresentarsi del 2015, Il pastore e la sua immagine del 2013, Visioni intenzionali, sguardi esperti, materialità e immaginario in ricerche di etnografia visiva del 2013 sempre, e Restare paesi del 2009, e queste sono solo alcune dei suoi testi. A te la parola, Felice. Grazie Rossella della troppo estesa presentazione. Io per una faccenda di comodità ho preparato 2 pagine che leggerò per semplificare e spero sveltire tutta questa parte espositiva che riguarda il mio intervento. Il mio intervento è intitolato L'enigma di Gianni. In qualche misura trovo in questo dei punti di contatto con varie persone che mi hanno preceduto, in particolare forse appunto Fabio Dei da un lato e dall'altro lato forse appunto anche Andrea Meneghelli. Un'attenta visione della filmografia di Luigi Di Gianni e una considerazione per le numerose testimonianze filmate che lui ha rilasciato negli ultimi anni sui suoi film, e del resto anche il film di Francesco De Melis che abbiamo visto, sono sufficienti a farci percepire la dimensione e la densità della sua grande esperienza di cineasta. Le sfaccettature sono molteplici, l'abbiamo visto: cinema di finzione, di ispirazione letteraria, documentarismo di reportage per la televisione pubblica, cinema documentario di ispirazione etnografica, come lui l'ha definita, realizzato spesso nella famosa e famigerata formula dei 10 minuti. E oltre a questo l'intervento militante in film collettivi. Manca forse all'elenco solo la presenza nella sua esperienza di un lungometraggio di finzione destinato al grande pubblico. Ecco, si tratta comunque, come chiaramente si è visto, di una personalità autorevole, complessa, sfaccettata, costruita su una formazione umanistica estremamente solida e nutrita del lavoro anche appunto prima di discente e poi docente al centro appunto sperimentale di cinematografia, dove, come ha testimoniato Rossella Ragazzi, Di Gianni ha lasciato segni assai importanti, molto importanti, della sua attività nella formazione dei suoi allievi. Allora, tuttavia, per molti antropologi che come me si sono interessati al tema della visione come dimensione di contatto con altre culture, l'opera di Di Gianni si presenta come una materia assai problematica da affrontare. Una problematicità che può essere vista anche come una sfida interpretativa che credo sia utile e giusto affrontare. Il problema di Gianni, per me, si può comporre di 2 corni, di 2 dilemmi, di 2 aspetti. Il primo ha a che fare con le implicazioni della natura, fra virgolette, ricostruita di buona parte del suo documentarismo etnografico. E il secondo con la congiuntura specifica che la storia degli studi ha assegnato al suo cinema, vale a dire il ruolo di emblema, di portabandiera della connotazione demartiniana del documentarismo italiano. E su questo si è soffermato già in maniera molto più profonda di quello che posso fare io Fabio Dei. Partiamo brevemente dal primo punto. Ora, ormai sul tema cioè del documentario ricostruito. Ora,
una lunga tradizione di studi nell'antropologia visuale ha seminato il campo del rapporto fra cinema del reale, fra il cinema e il cosiddetto reale profilmico, a partire ad esempio dai Principles of Visual Anthropology, che è una pubblicazione Summa del 1975. È un fatto che la sensibilità ancora dominante nella disciplina, nell'antropologia visuale, distingue ancora, a mio parere, in modo netto film etnografici che illustrano, fra virgolette, una conoscenza etnografica e i film che producono tale conoscenza. I riferimenti sono chiaramente McDougall e molti altri. Ed è evidente che i documentari più noti del nostro Luigi Di Gianni, faccio ad esempio di Nascita e morte del Meridione, che abbiamo già molto citato qui, rientrino prepotentemente nella prima schiera. L'interno dell'abituro contadino di San Cataldo, organizzato in set, con le luci, disposizioni di spazi, movimenti di macchina, contadini figuranti che mimano un decesso e una nascita nello spazio di pochi metri quadrati. Si tratta di un'opzione opposta a quella di confrontarsi con l'imprevedibile, che sembra essere in qualche misura uno dei focus importanti della metodologia dell'antropologia visiva, diciamo a partire dagli anni 80, 70, 80 del secolo scorso. Inoltre, se si guarda appunto la distribuzione dei ruoli durante le riprese, la divaricazione, come abbiamo già visto più volte, si conferma e si allarga. Di Gianni sconfessa e respinge l'ipotesi della collaborazione sul campo fra cineasta e antropologo. Dichiara senza mezzi termini che quando filma non vuole antropologi fra i piedi. Dice: sono due mestieri diversi. E verrebbe da dire, è come dargli torto dal suo punto di vista. E ciò mentre in antropologia visiva si dà per scontato ormai da tempo che il modello di lavoro prevalente, anche se non esclusivo, è quello dell'antropologo che contemporaneamente è filmmaker. Io credo che questa divergenza, le cui radici storiche andrebbero, va bene, richiamate meglio, e qui non è il caso, abbia avuto serie conseguenze sul piano dei risultati filmici, ma non solo in Di Gianni, ma anche in una più grande etnografia filmata degli anni 50 e 60. Una notevole parte della cinematografia documentaristica italiana che ha condiviso le scelte di Di Gianni, senza voler fare a lui carico di tutto ciò, è sempre espressa, devo dire, però da Di Gianni con grande onestà intellettuale, ha probabilmente finito per confinare vasti aspetti del reale sociale, in ottemperanza a quei canoni produttivi incentrati sulla ricostruzione, fra virgolette, nell'oblio o nella irrilevanza, ad esempio, della dimensione auditiva del reale, come ha acutamente notato Rossella Ragazzi nella presentazione a Di Gianni che si trova in questo catalogo. Il secondo nodo problematico riguarda, a mio modo di vedere, il rapporto fra il cinema di Di Gianni e l'etnografia di Ernesto De Martino. Il nostro cineasta ha vissuto questo ripetuto accostamento della sua opera con quella del grande antropologo napoletano con un certo disagio. Ciononostante dobbiamo ancora, a mio parere, interrogarci sul perché questo accostamento sia ancora oggi appunto in qualche misura credibile, in qualche misura portatore di un suo senso profondo, anche se giustamente, come dire, il panorama della cinematografia di Di Gianni che si è potuta vedere in questo festival mostra il fatto che chiaramente questo epiteto di demartiniano risulta essere quantomeno riduttivo, è ovvio. Ma a mio parere in qualche misura funziona ancora e mi pare di capire che ci sono molti segnali che in questa direzione confortino il senso di un approfondimento. Ora io, semplificando molto anche qui, ecco, mi sembra utile richiamare alcune pagine, alcune parole che tempo fa Francesco Faeta, in un importante libro, Strategia dell'occhio, ha dedicato alla prassi etnografica di Ernesto De Martino
in rapporto al disegno complessivo della sua antropologia. E trovo qui delle consonanze con alcune cose, credo che sono state dette appunto da Fabio Dei. Francesco Faeta a suo tempo si è interrogato sul significato, sulla dimensione, sulle implicazioni della prassi proprio strettamente etnografica, cioè dello stretto lavoro sul campo di De Martino, in rapporto ad esempio anche all'uso secondario, a suo parere, che lui ha fatto delle metodologie visive, in particolare della fotografia, che pure ha avuto un ruolo importante, direi, nel diffondere, insieme direi anche al cinema, proprio l'idea complessiva della antropologia demartiniana. Sempre per semplificare e farla breve, Faeta dice a un certo punto: etnografia e fotografia in De Martino non possono che confermare quanto l'ipotesi antropologica ha avuto il merito di individuare, e la loro utilità, dice Faeta, sta soltanto nel ritagliare dimensioni storiche concrete entro le quali l'ipotesi di partenza, cioè formulata dall'ipotesi appunto antropologica generale, possa ribadire la sua validità di postulato. Quindi un ruolo che in qualche misura accomuna fotografia e etnografia a una dimensione in qualche misura appunto secondaria rispetto, come dire, al grande disegno di studio, di grande chiaramente respiro e profondità filologica, sui grandi temi della soggettività e del dramma del sentire dell'umano, che sono state indicate prima da Fabio. Ebbene, si potrebbe dire che anche il cinema etnografico di Di Gianni conferma questa direzione, cioè va nella direzione di convalidare un'ipotesi forte di interpretazione visiva. E in questa ipotesi non viene privilegiata, così come non è privilegiata nell'etnografia di De Martino, secondo Faeta, la dimensione delle relazioni comunitarie e il reticolo delle pratiche quotidiane. Ebbene, anche Di Gianni sembra lavorare come De Martino su, aperte virgolette, svolgimenti irripetibili della storia umana, drammi vissuti una sola volta nella vita culturale. Ad esempio la nascita e la morte a San Cataldo, oppure San Donato che entra nei corpi dei suoi devoti in una situazione appunto che indica comunque anche appunto un momento decisivo nella storia degli individui. Oppure ad esempio le donne di Bagnara nel ciclo dei documentari sulle frane che salvano la comunità dalla catastrofe, cioè tutte situazioni che non riflettono la dimensione della quotidianità. Su questo aspetto Di Gianni mi sembra aderisca pienamente a quelle idee demartiniane che si rivelano, fra virgolette, buone da filmare. D'altro canto, e per concludere, credo che questo cinema di ispirazione etnografica abbia portato all'antropologia consistenti benefici. Clara Gallini si è giustamente soffermata sulla distanza del cinema di Di Gianni da ogni forma, ad esempio, di trasposizione calligrafica delle tradizioni antiquarie della civiltà contadina. Inoltre, in Di Gianni manca ogni intenzione di produrre su quella civiltà degli stereotipi culturali, soprattutto di tipo consolatorio. Aggiungerei un fatto che è stato notato oggi, che mi sembra molto importante. Anche quando ricostruisce, a me sembra che Di Gianni non prevarichi mai, non sovrapponga, diciamo così, in maniera prepotente una sua identità. Siano ricostruzioni che implicano una forma profonda di rispetto e di vicinanza umana. La narrazione in Di Gianni comunque prevale sulla descrizione e questa scelta estetica, sensoriale ed espressiva va accolta nel quadro di un progetto creativo legittimo e originale. Okay, ho finito il mio intervento, spero che non sia stato troppo lungo. A questo punto ti ringrazio Felice, è stato molto interessante invece, mi sembra che stai prolungando anche questi interventi, tra l'altro sono tutti molto collegati fra di loro e ti ringrazio per aver fatto cioè provato a fare un po' questa distinzione, ma poi anche essere riuscito ad intrecciarla anche appunto con tutta quella tradizione dello sguardo antropologico che
conosciamo, insomma, che va da De Martino alla Gallini e poi appunto all'intervento di Fabio, ma che poi anche si situa sul modo di guardare alle immagini di Faeta, per cui lo trovo molto molto interessante. Ti ringrazio, Felice. Ti lascio di nuovo la parola per la prossima presentazione. Bene, grazie a voi dell'attenzione. Allora, dunque, devo comunicare purtroppo che Leandro Ventura, che è direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, nonché segretario regionale e direttore del Polo Museale del Molise, che doveva intervenire fra di noi, non può farlo per impedimenti, come dire, di emergenza, insomma, per motivi di forza maggiore. Quindi io passerei molto volentieri direttamente la parola a Stefania Baldinotti, che è responsabile dell'archivio di antropologia visiva dell'Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale. I campi di interesse di Stefania Baldinotti sono focalizzati in modo particolare sulle pratiche di patrimonializzazione legate al collezionismo e alla musealizzazione spontanea, e si è successivamente ampliata questo campo di interessi all'approfondimento delle tematiche relative alla documentazione audiovisiva e più recentemente delle contaminazioni tra documentazioni audiovisive di carattere antropologico e videoarte. Nell'ambito dell'attività di digitalizzazione degli archivi dell'Istituto ha recentemente avviato un lavoro di ricostruzione della storia dell'archivio visivo che sta riportando alla luce documenti di grande rilievo. Do il benvenuta a Stefania Baldinotti e cedo a lei volentieri la parola. Grazie. Grazie, buongiorno, grazie a tutti e grazie soprattutto di questo importante invito. Io entro sottovoce in punta di piedi perché appunto mi sento veramente molto piccola rispetto a, diciamo, all'esperienza e anche alla profondità di conoscenza di Gianni e delle persone che hanno parlato prima di me. Anzitutto, ecco, porto ancora di nuovo i saluti del direttore che aveva un impegno di lavoro in Molise, quindi è dovuto partire perché altrimenti non sarebbe arrivato in tempo, e porto anche il saluto della mia collega Rosanna Di Lella, che ha curato la mostra che l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale ha dedicato a Luigi Di Gianni qualche anno fa e che quindi ha avuto l'opportunità e l'occasione, il grande onore di poterlo conoscere, e ci ha anche lasciato un testo scritto Rossana, perché appunto non ha potuto partecipare a questa giornata, ma appunto ci ha pregato di leggere questa sua testimonianza che io appunto tra poco leggerò. Importante essere stati ospitati in questa occasione, anche perché è importante parlare di nuovo, dopo forse un po' di tempo di silenzio, dell'archivio di antropologia visiva dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che insomma tutti conosciamo come archivio di antropologia visiva del Museo di Arti e Tradizioni Popolari e di cui tutti ricordiamo l'operato di Emilia De Simoni. Quindi diciamo, se io adesso sono qui è perché ho avuto la possibilità di lavorare con lei quando sono appunto arrivata, non molti anni fa, diciamo nel 2008-2009, a lavorare in istituto, e quindi ho avuto l'occasione di conoscere, l'opportunità di conoscere l'archivio, di conoscere anche un po' il passato di questa istituzione, che avrebbe veramente molto da raccontare. Io in questo periodo sono, diciamo, circa 2 anni che mi sto occupando proprio dell'archivio, mi sto occupando della digitalizzazione dell'archivio, ma soprattutto di una sorta di scavo archeologico all'interno dell'archivio, che sta dando in verità dei risultati molto interessanti. Io proprio in questa diciamo fase del lavoro penso spesso che c'è una sola cosa, che i bandi, i finanziamenti, che pure comunque arrivano in istituzioni come le nostre, possono darci delle sostanze economiche, ma non possono darci quello di cui avremmo più bisogno, il tempo. Noi avremmo bisogno di veramente un bando magico che ci desse più tempo per poter affrontare il quotidiano. Però in un certo senso questa mancanza di tempo è anche la causa
dei tesori che riusciamo a trovare dopo anni, cioè quando ognuno di noi fa una ripresa, un'intervista o comunque riesce ad avere del materiale e poi lo mette un attimo in attesa sperando di avere tempo per poi dargli una giusta collocazione, proprio da questa attività molto sopra le righe delle regole in un certo senso, da questa attività nascono poi i tesoretti che ogni tanto troviamo. E io oggi vorrei parlare proprio di uno di questi tesoretti, che sono 2 mini DV che qualcuno in istituto ha girato, probabilmente Emilia De Simoni, ma ripeto, non ci sono appunti di regia, non ci sono note. E si tratta proprio di 2 giornate di Luigi Di Gianni passate con gli studenti del corso di Lecce. Appunto durante queste giornate le lezioni sono divise in 2. Nella prima giornata c'è un ritorno a Montesano insieme a un piccolo gruppo di studenti, e il giorno dopo invece in aula c'è diciamo, il momento di riflessione sia degli studenti che di Luigi Di Gianni. È molto interessante perché anche diciamo in questa diciamo si capisce bene che è una ripresa che probabilmente doveva mirare a qualcos'altro, perché non è una ripresa curata nei particolari, è veramente un po', diciamo, chiamiamolo un girato di servizio, dove non c'è una cura in alcuni punti, purtroppo nemmeno per l'audio, che a volte la voce è coperta da i rumori appunto di fondo del bar, ad esempio un baretto dove Luigi parla insieme al parroco e ripercorrono insieme, ovvero lui racconta come ha vissuto quel 6-7 agosto del 1965, quando ha girato Il male di San Donato, e lì racconta appunto dell'accordo col parroco dell'epoca, appunto di piazzare delle luci il giorno prima, e poi parla dell'aggressione che hanno avuto e che la sua troupe in un certo senso ha avuto, e il danneggiamento della macchina da presa. C'è un suo stupore. Queste elezioni sono state svolte dal 2006 al 2008, quindi credo che si tratti del 2006-2007. E appunto c'è questo ritorno con una specie di visione data dall'esperienza, dall'età, da tutto quello che c'era stato tra il 1965 e il 2007. E quindi si lascia andare dall'osservazione minuta del pavimento che è cambiato all'interno della chiesa, al fatto che lui un paio d'anni prima era tornato durante la festa e aveva visto che in effetti era rimasta soltanto la processione, cioè lui ha avuto questa percezione che fosse rimasta solamente la processione, che fosse rimasta una forma in un certo senso spettacolarizzata, ma rimaneva contento della persistenza dell'elemento del basilico. E lì appunto parlava con il parroco di questa tradizione, di questa forma di medicina popolare che secondo lui serviva a non svenire per il caldo, a non svenire per la tensione durante la cerimonia, e che adesso invece rimaneva come elemento decorativo. Quindi diciamo sono riflessioni molto interessanti sulla ricostruzione dei riti, e poi c'è anche una sorta di lessico che viene fuori soprattutto dalla registrazione del giorno successivo, cioè quando con gli studenti in aula comincia a riflettere su quello che hanno visto il giorno prima, e quindi cominciano a parlare del sentirsi a casa. Che cosa mi fa sentire a casa? Quali sono i luoghi del cuore? E ritorna a parlare della prima volta che da bambino era andato in Lucania. E poi parlando del settimo sigillo dà questa definizione molto interessante di cinema grande, il cinema migliore. Quindi fa questo confronto, appunto, di cui ho sentito parlare molti di voi stamattina, tra il cinema, diciamo, del documentario e quello invece del film, il cinema grande, il cinema migliore. E poi
parla anche esprime questo suo rapporto ovviamente con la cinematografia demartiniana facendo una volata su tutti i riti che ricorda di avere visto nella loro evoluzione, e quindi parla diciamo della ho preso degli appunti perché insomma sono lunghe, diciamo, la visualizzazione è lunga e anche un po' complessa proprio per il rumore di fondo. Parla del tarantismo, parla di San Donato, parla dei Fuglienti, parla dei battenti di Nocera Tirinese, e qui fa una riflessione e dice non si tratta soltanto di diciamo di frustrazione, non si tratta soltanto di sofferenza, di emarginazione, ma si tratta anche di vedere questi elementi nel loro contesto, e il contesto è importante per esaminarli, e continua a parlare anche della diciamo di come a volte tornando anche successivamente negli stessi luoghi, alcune cose non cambiano, o come invece cambia in maniera molto forte la percezione di quello che viene proposto all'interno del documentario. Mi spiego meglio. Nella ripresa ha un lungo dialogo con il sindaco di Montesano, che gli racconta di una volta in cui ha deciso qualche anno prima di proiettare Il male di San Donato, e il figlio di una donna ripresa durante appunto le riprese del 65 balza sul palco e minaccia il sindaco di fare un'azione legale perché non vuole che una immagine così intima di sua madre venga proiettata in un evento pubblico. E quindi da lì c'è di nuovo un ritorno ai ricordi delle persone riprese in quell'epoca, e quindi il ricordo dell'uomo che alza entrambe le mani e rimane in adorazione, il ricordo di una signora che lui definisce molto scomposta e che insomma penso di avere capito di quale persona parla, e poi parla con grande commozione dei bambini che partecipavano al rituale. Ora di per sé è un piccolissimo contributo che io appunto ho voluto dare parlando di questi due girati, che però penso possano contribuire a ricostruire, a riconfermare nel ricordo di chi l'ha conosciuto e anche di chi lo conosce attraverso insomma l'opera infinita che ha composto, la figura dell'uomo, oltre che quella del grande docente che ha saputo a vedere, diciamo, le riprese che probabilmente ha fatto Emilia De Simoni indugiano molto sugli studenti, sulle espressioni, sul modo di guardarlo e di interagire alla lezione, e quindi mi sembra importante proprio per capire quale contributo a livello umano ha lasciato. E in questa stessa scia, e poi concludo, leggo lo scritto che ci ha mandato Rossana Di Lella, che è mamma da pochissimo tempo e quindi ha avuto dei problemi legati proprio alla sua bambina, che non gli ha consentito di partecipare, e appunto vi leggo un breve contributo che si inserisce appunto in questa stessa scia, che è quella di persone che hanno, diciamo, il grande privilegio di lavorare in questo ambito, ma che non hanno avuto il privilegio di conoscere le persone, insomma, che hanno fatto la storia di questo ambito. Quindi ecco, ora leggo le parole di Rossana. Ho conosciuto personalmente Luigi Di Gianni nell'estate del 2018. Ero a casa sua, accompagnata da Emilia De Simoni, per iniziare il lavoro che avrebbe portato alla realizzazione della mostra fotografica Luigi Di Gianni Sopralluoghi di memoria, organizzata dall'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia in collaborazione con il Museo delle Civiltà e inaugurata il 30 marzo 2019. La mostra presentava una selezione di fotografie realizzate da Luigi negli anni 60 e 70, scatti ricognitivi nati da esplorazioni di diversi territori in Italia e all'estero e legati per lo più ai suoi progetti filmici. Nell'estate del 2018 ho quindi iniziato ad addentrarmi nell'archivio di Luigi, ad aprire faldoni e cartelle disposti nel suo studio.
Come ricordo anche nel catalogo della mostra, è stata forte allora la sensazione di entrare in un mondo parallelo, solo in parte coincidente con la sua ricerca filmica. Le più di 50 cartelle che costituivano il materiale di partenza erano inventariate e classificate non secondo criteri cronologici, ma per luoghi di esplorazione. I titoli delle cartelle rievocavano alcuni dei lavori più importanti della sua carriera di cineasta, dal documentario etnografico Magia Lucana al dramma apocalittico Il tempo dell'inizio. All'interno dell'archivio materiale eterogeneo si presentava al mio sguardo, che passava in rassegna fotografie, negativi, documenti in cerca di un filo rosso che potesse rendere conto in che misura la fotografia è stata per Luigi Di Gianni uno strumento per raccontare le realtà che si trovava ad esplorare. Di quel periodo ricordo soprattutto i lunghi racconti di Luigi, gli aneddoti, i particolari dei retroscena, di viaggi e riprese che lui ricordava e raccontava con quella sua ironia sagace, con la scelta mai scontata ma sempre brillante e luminosa delle parole. I pomeriggi a casa di Luigi erano per me come entrare in una dimensione di ascolto e di meraviglia. Per l'entusiasmo e la vivacità di Luigi per i progetti realizzati e quelli da realizzare e per la grande generosità che ogni volta Luigi aveva nel ricordare e rinnovare la condivisione di frammenti della sua esistenza con me. Ecco, io penso che posso concludere qui dicendo soltanto, aggiungendo soltanto che diciamo, siamo molto contenti che l'istituto sia guidato dal professor Ventura, perché ci sta dando il giusto spazio, cioè ci sta sostenendo nella ricerca, ci sta sostenendo nelle attività di ricognizione degli archivi, che molto spesso vengono completamente dimenticate in ambito ministeriale. Gli archivi hanno un carteggio, un vissuto. Io ho trovato le lettere di De Martino che segnalava con quali film cominciare ad avviare l'archivio di antropologia visiva del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Questi documenti vanno salvaguardati, richiedono molto tempo e, come dicevo, appunto non c'è nessun bando europeo che ci regala il tempo, però ecco, diciamo che la disponibilità e magari concedere il permesso al funzionario di accantonare qualche attività per invece agevolarne altre che potrebbero sembrare minori e di poca importanza, ci sta aprendo grandi possibilità di ritornare un po' alla luce. Io vi ringrazio, vi chiedo di perdonare un intervento che probabilmente non è dello spessore e dell'approfondimento di quelli che mi hanno preceduti, ma vorrei che fosse un contributo umano. Grazie molte, grazie tantissimo alla dottoressa Baldinotti, che invece ha dato, a mio parere, una testimonianza molto profonda, molto precisa e devo dire anche molto confortante sulla continuità, sulla vitalità di istituti e di luoghi importanti come sono stati e sono e saranno per tutti noi, ad esempio il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, insomma, che fanno parte della storia di molti di noi. Grazie ancora. Grazie a voi. Rossella. Prego, Rossella. A te chiudere. La voce non si sente. Scusami, Felice, mi devi presentare tu o vuoi che mi presenti io? Ho scritto, scusate. No, non ti preoccupare, è l'ora stupida. Rossella Ragazzi è professoressa associata di antropologia visiva e museale all'Università Artica di Norvegia. Ha un PhD in antropologia visiva con David McDougall come supervisore. È inoltre regista di documentari, diplomatasi al Centro Sperimentale di Cinematografia proprio con Luigi Di Gianni come mentore. Si è occupata per decenni di migrazioni e infanzia, educazione interculturale e diritti delle minoranze. La sua ricerca attuale verte, oltre che sulla storia del cinema transculturale, anche sulla critica dei processi di patrimonializzazione dei musei indigeni, con particolare riguardo al popolo Sami della Scandinavia. Ha pubblicato articoli scientifici divulgativi, monografie e realizzato vari film antropologici che hanno ottenuto premi internazionali. Scusami Rossella, ma... No, figurati, siamo tutti in finale di partita e cercherò di essere breve, cercherò di tenermi nei 10 minuti, così per le 2 si va tutti a mangiare. Ringrazio tantissimo la dottoressa Baldinotti e anche la dottoressa Di Lella, che purtroppo non è potuta essere presente perché il vostro
ricordo mi ha fatto rivivere, mi ha fatto riavvicinare completamente allo spirito di Gigi, di Luigi Di Gianni, e me ne voglio ringraziare per questo. E tra l'altro per la vostra expertise e per il lavoro che state facendo a livello degli archivi, che è fondamentale. Dunque, io parlerò qui di Gianni insegnante, molto amato, allegro, gioviale, incoraggiante. Lo chiamavamo maestro, ci spingeva ad estasiarci di fronte alle immagini girate da Werner Herzog con protagonisti sordo-ciechi in stato di ipnosi nel film Il paese del silenzio e dell'oscurità del 1971. Oppure l'insegnante che ci portò a visitare Jean-Marie Straub e Daniel Huillet nel loro appartamento alla Magliana dopo aver visto il loro film più recente all'epoca, Rapporti di classe del 1984, ispirato ad America di Kafka. Oppure l'insegnante che commentava le puntate che aveva realizzato per la RAI sulle pratiche magiche e il pensiero di Ernesto De Martino commentate da Clara Gallini, che ammiravo tantissimo. Lì vidi per la prima volta la potenza degli spiriti di Di Gianni e sentii che la mia generazione aveva ancora un legame forte, non solo accademico, con certi approcci. Sono stata allieva di Di Gianni ai tempi del CSC, del Centro Sperimentale, dall'85 all'88, facendo un film di diploma sui sotterranei di Napoli, distribuito dalla RAI nel 1990. Poi sono stata sua amica per svariati anni. Non sono certo l'unica o l'unico allievo ad essersi legato d'amicizia con lui. Gigi era molto amichevole e ospitale, questo lo ricordano tutti. Negli anni successivi al CSC vi fu un mio allontanamento dall'Italia per seguire gli insegnamenti di Jean Rouch, al quale mi aveva iniziata proprio il mio mentore. Avevamo infatti tentato invano con Luigi di invitare Rouch al CSC, ma quegli anni Rouch era volatile. Promise e poi cancellò. Luigi rimase molto male, ma non portava mai rancore. Era gioviale di natura e sperò in un'altra occasione futura. Quando espatriai in Francia, diradammo i nostri rapporti, involontariamente. Io feci la spola Roma-Napoli-Parigi per 6 anni. Era un'epoca in cui il coinvolgimento nei progetti concepiti in modo conviviale e spesso un po' casuale erano il vero carburante delle collaborazioni virtuose. La condivisione di queste fette di vita era importante nel lavoro del cinema, ma anche in quello dell'antropologia, e in questo le due attività erano simili, e Luigi lo sapeva bene, proprio grazie alla frequentazione con Carpitella, Calisi, De Martino, Rossi e tanti altri. Andando via ho reciso la possibilità di quella costante convivialità creativa che ispirava e legava nella vita quotidiana, le trattorie, le discussioni notturne, i viaggi in macchina, cose che non si possono certo vivere da lontano. Grazie alla curatela di questa tavola rotonda per l'Israel e al testo del catalogo per questa occasione mi sono riunita al suo spirito e ho ritrovato degli inediti che non mi aspettavo. E lui all'improvviso era lì, sorridente e anche un po' beffardo, a causa di questo mio tardivo ritorno. Infatti l'arte dell'allusione, l'invito a fare cinema come un'iniziazione, il dare peso ad una certa elettività fra menti e anime che potevano imbarcarsi insieme alla scoperta dei misteri, erano fra i suoi modi di comunicazione favoriti. Spesso le cose venivano sottintese. Si instaurava un senso di enigma, dove la mancanza di lirismo oppure il troppo dire potevano nuocere alla capacità visionaria che lui cercava di infondere nei suoi allievi. Ci allenava, quando si lavorava insieme, a guardare trasversalmente la realtà, a non fare psicologismo. Se c'era una tecnica era quella di tenersi nell'ombra e intravedere negli spirali di luce che esaltavano la condizione dei diseredati la richiesta di un qualche miracolo o della grazia, della liberazione da qualche forma di possessione. Essere posseduti rendeva la vita più intensa, più vicina ad una forma di santità e dava al corpo la possibilità di sentirsi più vivo, più forte, ma anche se stremato. L'atto performativo era il centro nella poetica filmica di Di Gianni. C'era come un'oscillazione tra il senso di estraneità e quello dell'empatia, tra la catarsi e l'ammissione di una forma di alienazione, tra il collettivo e l'individuale. Questo ci insegnava a sperimentare e vedere, e poi a immaginare. Luigi non aveva molti accoliti al tempo in cui sono stata sua allieva e realizzò pochissimi lavori in quei 6-7 anni in cui ci frequentammo. Io amavo i suoi corsi e il fatto che ci portasse fuori dalle mura un po' asfissianti del centro sperimentale, che ci facesse viaggiare in un'Italia altra, poco accessibile
e in piena sintonia con i miei studi demo-etno-antropologici di allora. Decisi di seguirlo nei viaggi al sud, fra Campania, Basilicata e Lazio, per essere iniziata al mondo della pietà popolare, dei pellegrinaggi, delle feste paesane. Poi, siccome ero legata a Napoli, mi decisi a raccontare degli aspetti inediti di quella città, che entrambi amavamo. E così maturai il mio primo documentario sperimentale sui sotterranei di Napoli, che si intitolò Viaggio della Sibilla, con la sua supervisione. Le nostre conversazioni, a parte il cinema degli autori che amavamo, della musica e della storia del meridione, vertevano sulla sincronicità, sulle cronologie non lineari, sul sogno come linguaggio fondamentale nel rapporto veglia-sonno, e sulle ambivalenze delle azioni e dei pensieri, non viste come contraddittorie, ma come generatrici di forme di verità. Un vero maieuta, lo definisce in modo sintetico e affettuoso Sandro Dionisio, regista napoletano e suo allievo di quei tempi. Mela Marquez, anch'essa allieva di quel periodo, oggi regista, montatrice e direttrice della Cinemateca Boliviana, ricorda, e cito, «La tecnica per lui non era il tema, piuttosto era la formazione, la lettura, la conoscenza della mente umana e poi fondamentale dell'anima. Facciamo lunghe discussioni sull'occultismo, ma anche sui tarocchi. Era interessato alla magia e ti faceva riflettere a tua volta su come si manifestasse. Non era il caso, ma qualcosa di intrinseco alle persone, alla vita e al destino. Il destino però non era uno stato passivo come il fato, piuttosto era percorrere una via coscientemente. A lui piaceva il lato oscuro delle cose, ma non l'oscurità malevola. Piuttosto era mettere la luce nell'oscurità. È così che lo capivo. Infatti la sua casa era immersa nelle tenebre, ma diceva che come un gatto gli occhi si abituano e riescono a percepire anche la luce più fioca. E poi la sua riflessione profonda sulla morte. Per vivere bisogna imparare cosa può significare la morte. Trascorrere la vita imparando che la fine è sempre quella, non necessariamente come fine tragica, piuttosto come un'antitesi della vita, intrinseca ad essa. Non in un'interpretazione cristiana, ma direi di stampo materialista, anche se spiritualista. Massimo Martella, allievo di quegli anni, anche lui regista di documentario, lo ricorda così. Luigi Di Gianni, grande documentarista dall'occhio acuto e dal cuore gentile, un giorno ci caricò tutti, noi suoi studenti di regia, su un pulmino della scuola e ci portò a vedere una possibile location per un documentario. Partimmo di sera, contravvenendo a tutte le prescrizioni scolastiche, e viaggiammo durante la notte, arrivando a destinazione verso le 5 di mattina. Era inverno, faceva un gran freddo, e la località di destinazione era avvolta nel buio e nella nebbia. Si trattava di un luogo che lui conosceva molto bene e che amava tantissimo, Matera. Rimanemmo ben chiusi nel pulmino per proteggerci dal freddo, parcheggiati in un piazzale fuori città. Poi, quando il cielo opaco cominciò a schiarire, lui ci guidò in una piazza con una balconata. Ci disse di attendere in quel luogo. Almeno così credo, perché non penso affatto che fu un caso, quello che avvenne di lì a poco, anzi son certo che lui avesse tutto previsto. Con il sorgere del sole e il diradarsi della nebbia ci apparvero i sassi, quasi come fossero i gironi dell'inferno dantesco. Eravamo senza parole. Qualcuno finalmente disse: «Abbiamo avuto una bella fortuna, professor?» E lui sorrise gongolando. Già. E questa è rimasta una delle più belle lezioni che abbia mai avuto sull'importanza del punto di vista e sulla necessità di cogliere la magia della luce. Bisogna essere lì e non altrove in quel preciso momento, né un secondo prima né un secondo dopo, dice Massimo. Ecco, ho voluto proporvi qualche pennellata sul Di Gianni maestro e l'ho fatto con l'ausilio di alcuni dei miei compagni dell'epoca, su cui ha avuto un grande impatto, come su di me. E qui concludo e ringrazio tutti per una bellissima occasione che Israel e Isdre ci hanno dato in questi giorni. Grazie a tutte e a tutti per aver ascoltato, scoperto, partecipato e spero apprezzato queste giornate. Benissimo, grazie Rossella. Io mi associo a questi saluti, a questi ringraziamenti. Ringraziamo entrambi appunto Lucio Di Gianni, Francesco De Melis, Andrea Meneghelli, Antonio Marazzi, Fabio Dei, poi Leandro Ventura, malgrado la sua assenza, poi Stefania Baldinotti e Rosa Anna Di Lella. Abbiamo cercato di attivare un quadro, come dire, insomma,
in qualche misura utile per accostare poi e confrontarsi e vivere la figura appunto di Di Gianni appunto come uomo e come appunto come cineasta. A questo punto abbiamo finito, non è possibile ovviamente andare avanti ancora. Ringraziamo l'ISR, ringraziamo Ignazio Figus e tutto lo staff tecnico che ha permesso di attivare questa situazione non troppo facile, diciamo così, di lavoro in presenza, sia pure sparuta limitata alla mia persona, e questo lavoro appunto invece in rete con tutti i partecipanti, che ringraziamo ancora. Ringraziamo chiaramente Israel e il Festival e Alessandro Stellino e tutto il suo staff per appunto lo spazio che ha ritenuto di dover accordare a tutto questo quadro, a cui sono come antropologo particolarmente riconoscente appunto dello spazio, dell'importanza che questo evento, questo festival accorda all'antropologia visuale, al cinema etnografico e a tutto quello che si collega ad essi. Benissimo, è tardi, ma però penso che ne sia valsa la pena per tutti. Grazie per lo sforzo, grazie per l'attenzione, per la disponibilità del tempo e per le energie, per l'intelligenza e per l'affetto. Grazie ancora. Arrivederci. A presto.